Buongiorno, buongiorno. Ho messo questa canzone perché spero che sia arrivato il tramonto per alcuni politici. Non ne possiamo più di sentire certe cose, difendere l'indifendibile. È veramente vergognoso per quelle povere persone che veramente ce la stanno mettendo tutta per sbarcare il lunario, pochissimi soldi in tasca, tutto aumenta in continuazione. Ecco, continuiamo ad avere un paese molto parassitario e invece chi lavora non lo paghiamo. Ne parleremo questa mattina con due ospiti graditissimi. Abbiamo collegato da Jesolo Christopher Dezotti, sindaco di Jesolo, primo mandato Fratelli d'Italia. Buongiorno sindaco. Buongiorno Mirella, grazie per l'invito. No, grazie a lei sindaco, perché mi fa molto piacere averla ospite, perché parleremo di tante cose con lei, visto che è Jesolo, una delle città e delle spiagge più belle che abbiamo dell'Adriatico, attrezzatissima, però si vede poco, se non fate promozioni hai la voglia che qualcuno promuova. Abbiamo anche da Villorba Federica Zanier, titolare fattoria didattica alle Nogare di Villorba. Ciao Federica. Buongiorno, buongiorno Mirella. Come va? Tutto bene Federica? Bene, bene, oggi bene, fa un po' più fresco rispetto al solito. Meno male. Allora io partirei proprio col sindaco di Jesolo, che è anche Fratelli d'Italia, un partito che veramente sta galoppando, questa Premier, questa Giorgia Meloni che sta cercando di farsi rispettare in tutte le maniere, anche se qualcuno continua a tirare dei tranelli, basta che giri l'angolo che è subito pronto qualcuno per fare qualcosa e mandarla in bestia, però è determinata. Ecco, questa determinazione l'ha premiata persone che non immaginavano che sarebbe arrivata a certi livelli, ma soprattutto, come ha detto in un'intervista Fini, è una persona che studia e quando si presenta si sa presentare. Intanto parliamo di questo e poi di Jesolo. Prego sindaco. Con me parlare di Giorgia Meloni, che è la nostra leader, significa sfondare una porta aperta. Io però cerco di essere concreto nello spiegare perché personalmente come amministratore sono felice del lavoro di questo governo. Qualche giorno fa avevamo ospite a Jesolo il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano e proprio con lui abbiamo parlato di come questo governo in pochissimi mesi abbia fatto tante cose concrete. Dopo, come sempre, quando si fa si può anche sbagliare e quindi si può ragionare anche sulle scelte, però io credo che il taglio di questo governo sia un taglio molto pragmatico, molto serio, molto responsabile. Anzi, la vera caratteristica secondo me di Giorgia Meloni sta nel fatto che ha un approccio veramente serio e responsabile, quindi non rinuncia alle idee e diciamo tutto il lavoro costruito negli anni, ma in maniera seria non distrugge tutto quello che era stato fatto prima, ma cerca di migliorare quanto è sul tavolo. Noi come amministratori lo vediamo questo lavoro perché questo ci permette di avere certezza, di avere sicurezza anche poi nell'attuazione delle scelte amministrative. Vediamo che anche ieri il Consiglio dei Ministri ha deliberato una serie di misure molto importanti, molto concrete, a partire dal codice della strada, ma settimana scorsa abbiamo visto licenziare il decreto PA che prevede ad esempio per il nostro caso una scelta che attendavamo da tanti anni, ovvero la possibilità di dotare anche le nostre polizie locali di teaser, che è uno strumento efficacissimo ma che fino a poco fa era riservato solamente alle polizie locali dei comuni capoluogo, di quelli con più di 100.000 abitanti. In realtà Jesolo solo nominalmente ha 26.000 abitanti. In questo momento, oggi, siamo una città da 100.000 abitanti perché abbiamo oltre 80.000 turisti in città, quindi su queste cose noi vediamo concretezza, vediamo un'azione di governo puntuale e precisa e come amministratori possiamo solamente essere felici di questo. Molto chiaro. Allora, prima di passare la parola a Rinaldo e poi di dare la parola anche a Federica Zanier come imprenditrice, cosa ne pensa di quello che ha detto anche il sindaco Christopher Dezotti, volevo spiegare una cosa. Allora, io al mattino devo mandare la canzone, devo far parlare anche gli ospiti per farvi capire chi quella mattina è ospite. Perciò se uno prende la linea e io non riesco a dare la parola perché devo spiegare chi sono gli ospiti, non è che se chiama 100 volte riesce a trovare libero, perché troverà sempre occupato. Rinaldo, ad esempio, è già più di 5 minuti che è in linea,
ma lui tiene la linea occupata. Lui se ne sta buono e aspetta che io dia la parola, però capite che l'ora è tanta ma è pochissima, avendo anche se quasi sempre 2 o 3 ospiti, ma soprattutto perché devo far parlare anche gli ospiti per capire e fare anche a voi, prepararvi per delle domande, sennò cosa succede? Ecco, volevo spiegarvi questo perché mi arrivano dei messaggi, non riesco a prendere la linea, ho provato e riprovato, capite bene che gestire il tutto non è semplice, perciò abbiate pazienza, portate pazienza che vedrete che troverete la linea libera e poi potrete chiamare, anche se non ci sarà più l'ospite, potete chiamare tranquillamente e dire quello che pensate. Detto questo diamo la parola a Rinaldo, se no tiene la linea ancora, vai Rinaldo. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Conosco benissimo Jesolo, andavo 60 anni fa, pensati, quando che ancora era il cavo zuccherine, venivo toriperi e vedere gli ortaggi da rito, venivo dentro a Palcavain, mi fermavo un Rio de Janeiro con la barca e mi portava la roba da vendere a Rialto, pensa quanti anni fa. Andavo in piazza a Milano 60 anni fa lo stesso, ancora quando che vedere steccato davanti, no? L'IVA, ma adesso gli ha fatto una bellezza, bravi, stai bravi perché hai investito e se è giusto che sta là per tanti anni perché dietro funziona, a parte che articoli di delinquenza che si vede dappertutto, purtroppo cerca di fare il possibile per i tanti e lì fa. I giovani del statuto, e va bene. E che è una roba passeggera, dopo condividere più, è tutto finito. E dopo dite ancora, c'è un anno che c'è morto quello di Occiai, dal grosso, dal vecchio. Dal vecchio. E ora sarebbe bene commemorarlo perché lui sta uno dei più grandi imprenditori del Veneto e da lavorare a migliaia di persone. Non ho sentito nessuno che ha detto commemoriamo questo po' di personaggio che ha contribuito a diventare grande il Veneto. Capito? Perché lavora tutti qui, sai, e da perché tutti. Va bene, vuol dire che a parte non era neanche una persona che si metteva in mostra. Dico, non voglio conoscerlo, tramite un amico siamo andati in barca, lui era in barca di un suo amico, barca da 40 metri, pensati. Va bene. Ma una persona non pareva neanche, pareva non comune, no, ancora manco. E queste persone qua in Veneto, io che se ricordiamo, non per sempre, però mi pareva giusto che qualche politico lo ringraziasse per il fatto e aiutato tanto il Veneto, va bene, e non è così. Dopo, cosa ha avuto? Il mondo davanti così ancora, Mirella, non vedere... ne conta tutti le fiabe perché siamo buoni, ma chi l'ha fatto, destra, sinistra, centro, chi ha fatto cosa? Adesso il penso di pensione per chi che ha il minimo 60 euro al mese, ho saputo che sia, a chi che ha 560 euro. Ma dai, è una vergogna, se ne fosse un pensionato di quelle robe, andavano a tirarli, gli lascio i soldi, perché si offende i pensionati e i poveretti a dargli 60 euro, 40 euro al mese. Un politico che ne cappa 25, ma di compagni, e gli vuoi insegnarmi a vivere gli altri. Su tutto gli vuoi insegnarmi. Ma mi vedo sempre per queste robe qua. Bisogna far stare bene i poveretti, poi i poveretti stanno bene, non va più fascisti, democristiani, comunisti, tutti, basta che il popolo stava bene. Non che stava bene solo teori, capito? Dai, un politico cosa fare? Basta, se no non andremo più avanti, te hai linea occupata da parlare anche con altri. Grazie Rinaldo, le tue riflessioni sono state molto chiare. Allora Federica, grazie, buona giornata Rinaldo. Federica, come commenti? Tu sei un'imprenditrice, ecco le parole che ha detto Christopher De Zotti, non come sindaco ma come politico, questo governo, tu cosa ne pensi? Allora, è troppo presto per poter commentare perché io credo che tutti debbano avere la possibilità di dimostrare quello che vogliono mettere in pratica. Io credo che sia troppo presto per commentare il risultato. Intanto tanto di cappello alla signora Meloni che è riuscita ad arrivare in una posizione che nessun altro prima di lei era riuscita ad ottenere, per cui grande rispetto nei suoi confronti come donna, come politico e tutto quello che chiaramente si può dire a una persona con
una grande personalità alla fine. Che si possa condividere o meno le sue idee politiche, però tanto di cappello alla signora. E poi torno a dire, è troppo presto per poter commentare. Ma tu come imprenditrice che momento stai vivendo? Perché tu ti sei inventata, vorrei far vedere anche le foto che ha mandato Federica Zanier, che ha collaborato anche con Villa Margherita Inclusiva molte volte, anzi ti devo anche chiamare perché c'è qualcosa che vediamo se riusciamo, nonostante i tuoi tantissimi impegni. Ecco, come vede Sindaco, Federica si è inventata di collaborare, lavorare con i bambini, col mondo delle fragilità, con questi meravigliosi animali. Ecco, un lavoro nuovo anche. Prego Federica. Sì, devi contare che in questo momento sono in pieno centro estivo, ho quasi una quarantina di bambini qui, per cui non è facile coniugare una cosa e l'altra. Non è facile il mondo del lavoro, in Italia soprattutto non è facile il mondo del lavoro, bisognerebbe revisionare un po' tutto, come anche il mondo della scuola ha bisogno di una revisionata completa. Speriamo che la signora Meloni ce la faccia. Sindaco, cosa dice Sindaco De Zotti? Lei è in prima linea anche con i cittadini, con gli imprenditori, perché anche loro arrivano da lei, i commercianti, gli artigiani. Prego, come commenta queste parole di Federica Zanier? Ma io sono imprenditore a mia volta, prima di collegarmi con voi ero nella mia struttura ricettiva come ogni mattina, quindi capisco benissimo il sentimento in questo momento degli imprenditori, un sentimento ottimista, perché evidentemente se no non si farebbe questo mestiere, ma dall'altro lato ci sono tanti dubbi. Purtroppo sembra essere una costante degli ultimi anni il fatto di doversi preparare ogni anno a qualche forma di incertezza. Abbiamo avuto la guerra, abbiamo avuto la pandemia, abbiamo avuto il caro bollette, quest'anno abbiamo il caro dei tassi sulle linee di credito, quindi ogni anno purtroppo accade qualcosa che riduce ulteriormente i margini di utile delle aziende e quindi rende più difficile portare avanti l'attività. Sicuramente il tema del lavoro è fondamentale e qui la vera questione è la fiscalità. Purtroppo a fronte dei costi, lo diciamo da anni e purtroppo ci stiamo anche stancando di ripeterlo, per quello che costa un dipendente è assurdo che poi quello che arriva in busta paga netto sia così poco. E questo è sicuramente il cuneo fiscale, ha già iniziato il governo a lavorarci, è sicuramente uno dei temi. C'è poi tutta la questione anche, e qui vado in specifico magari del settore turistico, del settore balneare, c'è la necessità di essere ancora più specifici nelle regole per il comparto turistico. Una delle questioni, ad esempio, che rendono poco appetibile il lavoro nel turismo, negli alberghi, nei ristoranti, nel commercio, sta nel fatto che con la revisione dei sussidi di disoccupazione, la NASPI ridotta, è veramente molto difficile per chi vive in una realtà come questa, come la nostra, che non ha industrie, non ha artigianato forte, quindi le occasioni di lavoro arrivano dal balneare, che è di per sua natura un lavoro stagionale. È difficile per una persona poter coniugare 3-4 mesi di lavoro e poi un sussidio d'inverno che è veramente molto molto basso. Questo purtroppo spinge molti a fuggire dal settore turistico e andare a orientarsi verso altri lavori nell'entroterra, e quindi è un problema, ad esempio, questo che secondo me va affrontato. Sindaco, una cosa importante è appunto questo turismo, ma anche questo aumento di prezzi. Abbiamo sentito addirittura triplicati i prezzi. Lei cosa ci racconta? Com'è la situazione a Jesolo? È vero che sono così aumentati questi prezzi, sia degli ombrelloni che degli alberghi, di tutto? No, allora, il tema del caro ombrelloni è il classico articolo di giornale che ogni anno deve essere fatto prima dell'estate per scrivere qualcosa sulla spiaggia. Jesolo non ha, da quello che mi risulta, registrato assolutamente degli aumenti di questo tipo. I 40 euro d'ombrellone, da che mi risulta, non esistono a Jesolo. Ovviamente, come tutte le aziende, c'è stato un adeguamento perlomeno dell'Istat, perché
i costi aumentano per tutti, però sulla spiaggia assolutamente non abbiamo registrato questi aumenti, quindi siamo tranquillamente per ad esempio un lettino fronte mare sui 25-27, in casi sporadici 30 euro, ma parliamo di un lettino fronte mare, quindi del top classe. Se andiamo nei lettini dietro ovviamente stiamo tranquillamente attorno ai 20, in settimana anche tranquillamente sotto i 20, quindi non vedo questa grossa difficoltà. Per quanto riguarda invece le strutture ricettive e la ristorazione, ovviamente lì c'è stato un adeguamento dei prezzi che ha seguito un pochino l'Istat, quindi siamo attorno all'8-10%, è purtroppo fisiologico perché gli aumenti delle bollette, l'ho visto anch'io nella mia struttura, ma è un po' quello che ci testimoniano tutti, hanno portato ad aumenti veramente del triplo, del quadruplo del peso dei costi Una energetici. mezza pensione cosa costa di media, Sindaco? Ma dipende, allora in questo momento ad oggi sapete che comunque ci sono le stagionalità, quindi ci avviciniamo a luglio che è il mese intermedio, diciamo è l'alta, non l'altissima stagione, dipende ovviamente dalla struttura, però prendendo un 3 stelle fronte mare siamo per la mezza pensione sugli 80-90 euro, 100 in determinati casi, ma questo è ovviamente il 3 stelle fronte mare. Se poi si va su un 5 stelle aumentano, se si va in un 2 stelle diminuiscono, però penso siano prezzi assolutamente buoni, considerando anche una particolarità, e questo va sempre considerato: quello che si ottiene sul corrispettivo del prezzo. Jesolo ha ancora la formula del tutto incluso, quindi il prezzo della vacanza include ovviamente l'albergo, i pasti che sono inclusi, ma include anche il parcheggio, la spiaggia, l'ombrellone, quindi c'è poco altro da aggiungere a quel prezzo. Non penso sia giusto confrontare ad esempio con altri modelli, come ad esempio quelli della Riviera Romagnola, in cui i prezzi magari possono essere leggermente più bassi, però poi i servizi inclusi non sono gli stessi, quindi bisogna sempre fare un paragone corretto. E fa bene a spiegarlo, Sindaco, perché c'è tante cose che non lo sappiamo e lei le sta spiegando molto bene. Sì, prezzo più basso, ma dopo ti devi pagare l'ombrellone, ti devi pagare la spiaggia, perciò alla fine i conti sono diversi. Sentiamo Gianfranco Valeri. Vai Gianfranco. Buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno signor Sindaco. Intanto complimenti signor Sindaco per la città che lei rappresenta, che è una bellissima città, tenuta bene e tutto. Però signor Sindaco, Jesolo ha un gran punto debole, che è quello della viabilità. Spero che adesso lei, Sindaco che è di Fratelli d'Italia, che è il primo ministro, porti sul tavolo questa situazione, perché giustamente, come ha detto lei, adesso a 100.000, tra 2 o 3 settimane ne avrà 200 e poi più avanti, così fino che sarà tutto esaurito, e lì in certe ore non si entra e non si esce. Ma non è in quanto per Dio che uno con la serie c'è qualche emergenza qualche volta che praticamente non passa, e allora questo non sarebbe giusto. Poi signor Sindaco, approfitto di lei perché fa parte del partito emergente che sicuramente farà strada. Ecco, io ho un pallino delle riforme, mi aiuti di tirare via i tabelloni elettorali che non servono più a niente. L'anno d'oggi, si immagini anche nella sua città, se la venga all'ufficio tecnico, vede le spese che si vuole per mettere fuori i tabelloni elettorali che non servono a niente. Nel 2023 non servono a niente. Guardi, è 3-4 anni che mi batto, ma è una palla di gomma che mi torna sempre indietro. Ecco, grazie signor Sindaco, buon lavoro e complimenti ancora per la sua città. Allora sentiamo come risponde il Sindaco De Zotti e dopo passiamo la parola a Federica Zaniel. Prego Sindaco. Sì, ringrazio il telespettatore perché mi dà la possibilità di rispondere su un tema importante come quello della viabilità, che per noi è centrale, perché ovviamente la competitività della nostra destinazione turistica sta anche e soprattutto nella viabilità. Immaginiamo che ci sono turisti magari dalla Germania che ci mettono un'ora d'aereo per arrivare a Venezia e poi ce ne mettono 2, 2,5, 3 per arrivare a destinazione finale e fare gli ultimi 40 km. È evidente che è una situazione non sostenibile. Tuttavia mi sento di dire che comunque qualsiasi città turistica in qualsiasi luogo del mondo vive il problema della viabilità. Faccio un esempio: quando andiamo a Cortina, quando andiamo ad Asiago, io ci vado spesso,
capita che in determinati giorni si faccia coda sia in entrata che in uscita. Questa non è una scusa, perché stiamo comunque lavorando, ci siamo confrontati più volte con la Regione del Veneto in queste settimane, in questi mesi, con l'assessore De Berti e con l'assessore Calzavara. Il procedimento dell'autostrada del mare sta andando avanti, verosimilmente entro qualche settimana dovremo avere l'aggiudicazione definitiva del project financing, dopodiché entro fine anno si dovrebbe andare alla firma del contratto e, se tutto va bene, con l'inizio 2024 inizierà il cantiere. Ovviamente ci sono anche delle cose da fare dentro la città che sono di nostra competenza. Il prossimo autunno-inverno avvieremo un cantiere importante che andrà a rimuovere 2 semafori che regolano 2 incroci a Jesolo Paese, quindi nell'entrata di Jesolo Paese saranno realizzate 2 rotatorie che andranno a snellire in maniera importante il traffico. Allo stesso modo stiamo lavorando con Città Metropolitana per andare a rimuovere altri 2 semafori su via Roma Sinistra, nella strada che collega con Eraclea, quindi la porta di ingresso da est di Jesolo. Anche lì saranno realizzati 2 rotatorie, quindi nell'arco di un paio d'anni ci saranno realizzati alcuni interventi che cambieranno molto e renderanno più fluida la circolazione nell'entrata di Jesolo Paese. Quindi siamo assolutamente sul pezzo. Ovviamente ci sono molti enti coinvolti, le risorse sono poche, ma stiamo cercando di creare una strada, permettetemi la metafora, per appunto migliorare questa situazione, sapendo che comunque una volta in città le strade sono quelle, non si possono allargare, non se ne possono inventare di nuove, quindi un minimo di disagio va sopportato, e in questo senso noi vorremmo anche cercare di intervenire anche con i nuovi strumenti, con la tecnologia, per cercare di consigliare nel miglior modo possibile i nostri turisti, soprattutto quelli che magari non arrivano per la giornata al mare, ma quelli che arrivano per la settimana di vacanza, quindi possono programmare l'arrivo e la partenza, di farlo nei momenti migliori, quindi non andare a intasare le strade quando sono già intasate dal traffico dei cosiddetti pendolari. Per quanto riguarda invece i tabelloni elettorali, posso concordare anch'io che sia una cosa anacronistica, figlia di un tempo passato, tuttavia sono previsti da una legge, di alcune leggi degli anni 50 mi pare, quindi non è facoltà dei comuni non applicare queste che sono norme che garantiscono la trasparenza e, diciamo, la conoscibilità dei messaggi elettorali. Se il legislatore cambierà qualcosa ne prenderemo atto. Vedi Sindaco, è vero quello che lei ha detto, giustamente siete appena arrivati, siete nuovi, non è come dice Federica che potete avere la bacchetta magica e cambiare tutto in un attimo, però io sono dell'idea che sono, penso, 40 anni che sentiamo parlare di questo imbuto di Jesolo. Noi arriviamo nella Luna, noi vediamo passanti fatti con ponti, strade, anche a 2 o 3 corsie nuovi dove non passa nessuno. Non passa nessuno, anche gratuiti, ma non passa nessuno, ve lo posso assicurare. Se fate la Treviso, quella che va all'aeroporto e poi proseguite dritti, capite cosa sta succedendo per andare a Venezia. Non c'è anima viva, c'è 3 macchine se le trovi. Allora capisce, Sindaco, che la gente è un po' stanca di sentire sempre promesse, vorrebbe dei fatti. Perché, ripeto, non è che non si possa fare, come lei ha detto, è difficile. No, Sindaco, bisogna vedere cosa c'è all'interno di dove tu vorresti fare questi passaggi. Ci sono i poteri forti, ci sono espropri, c'è un po' di tutto. Allora capisce bene che se qualcuno non vuol mettere veramente la mano e investire su una zona che, ripeto, sono 40 anni minimo che sentiamo che c'è questo imbuto e ogni volta ci promettevano ma l'anno prossimo faremo e dai costruiremo, faremo, investiremo, forse adesso siccome ci sono anche le europee e ci sono anche le regionali fra poco, non molto ma manca, ma sono vicine, qualcuno si sta muovendo. Però capisce che saremo anche un po' stanchi, noi le crediamo, Sindaco, lei in buona fede, adesso c'è Salvini che è Ministro delle Infrastrutture, deve assolutamente portare a casa nel Veneto quelle infrastrutture che non abbiamo mai avuto. Nel sud hanno investito tantissimo, addirittura ci sono opere incompiute, enormi, e sono soldi pubblici, Sindaco. Non è che queste cose vengono fatte con i soldi dei governatori, sono soldi nostri. Perciò noi avremmo piacere
veramente che prima di tutto anche voi sedervi a un tavolo di confronto con loro, perché io ho sindaci che hanno raccontato noi non sappiamo niente, non siamo neanche invitati al tavolo di coordinamento oppure al taglio del nastro, non sappiamo neanche cosa avviene. Capisce il sindaco che la gente a casa che ascolta il cittadino è infastidito perché dice ma cosa sta succedendo? Perché poi le conseguenze le pagano i soliti noti, la famigliola che va in ferie, perché quello che ha l'elicottero di sicuro non ha problemi di arrivare, sindaco, quello che ha la barca lo stesso, c'è un qualcosa che riguarda sempre il popolo, questo popolo che non è ascoltato, questo popolo che non ha mai i servizi che dovrebbe avere, per non parlare di infrastrutture con la famosa Patreve. Lei è giovane, non so se la ricorda il sindaco, mamma mia sta famosa Patreve che non partiva mai, e dopo ci troviamo il piano P-Ruby, Piccoli e compagni che non ci sono più, che va ancora in funzione, ma che non serve perché è sorpassato, perciò quell'investimento non va più fatto in quella zona perché è superato, invece bisogna assolutamente farlo là. Lei è un sindaco giovane, un sindaco che ha le idee chiare, è un imprenditore, ma si può continuare così perché nella carta è scritto che c'era questo piano che è ancora in funzione, ricordato, Pirubi, Piccoli, Rumore e Bisaglia, erano i 3 ideatori di questo piano, e ancora si continua a continuare. Ma le sembra una cosa normale? Non è ora di cambiare, sindaco? Sono assolutamente d'accordo con lei. Io cerco di avere sempre un approccio pragmatico, quindi per me le cose vanno fatte, se c'è un ostacolo, un problema lo si risolve. Faccio un esempio: prima facevo riferimento a queste 2 rotatorie che andremo a realizzare come comune all'interno del nostro territorio. Quando mi sono insediato volevamo portare avanti questa opera, esisteva un progetto che era molto complesso, costava 1,5 milioni di euro, soldi che non avremmo mai avuto. Io ho detto cerchiamo di ridurre il progetto ad una complessità che sia minore e ad una spesa che sia minore. Con l'ufficio tecnico ci siamo messi al lavoro, abbiamo prodotto un risultato, abbiamo ridotto drasticamente i costi, raggiungiamo l'obiettivo con 2 rotatorie che hanno lo stesso effetto e l'opera si fa. Alle volte bisogna anche avere la forza come politici, perché spesso come amministratori, come politici, anche il fatto di invocare la burocrazia, i dirigenti, queste cose, spesso è una scusa per raccontare di fallimenti o di poca volontà di fare le scelte. In realtà il compito di noi amministratori è di confrontarci con la parte tecnica, ovviamente di prendere atto della burocrazia che quando ci si muove sul pubblico è veramente una giungla, però se siamo qui e se siamo retribuiti per fare questo mestiere dobbiamo cercare di essere creatori di risultato, quindi dobbiamo anche essere, diciamo, più preparati anche della parte tecnica, dobbiamo studiare, dobbiamo approfondire le cose in maniera tale che tutti assieme si producano risultati. Questa è la mia visione. E sono d'accordo perché siete gli unici che hanno fatto squadra, voi sindaci vi siete uniti, cercate di portare avanti le battaglie per vincere queste guerre incredibili che forse al governo in Parlamento qualcuno dovrebbe ascoltare e cambiare veramente registro. Allora Federica, cosa ne pensi tu come imprenditrice, ma soprattutto hai le famiglie che arrivano, questi genitori ai centri estivi, cosa dicono le famiglie? Cos'è che senti? Perché voi sentite proprio le persone, le famiglie che hanno sempre più difficoltà, i ragazzi che crescono, hanno bisogno di tante cose. Prego. Tu sei anche mamma poi. Mi riaggancio al discorso di prima per quanto riguarda il comparto dei lavoratori. Anche nel settore agricoltura non è facile perché le regole cambiano ogni volta che cambia governo, per cui ogni anno non si sa bene come inquadrare i propri lavoratori. Allora, uno ce la mette tutta per essere a norma in tutte le situazioni, in regola in tutte quante le cose, però non si può cambiare ogni 6 mesi le regole, una volta vanno bene i voucher, una volta non vanno bene, poi tra 6 mesi ritornano, poi tra 6 mesi ce li tolgono. Cioè, capisce che ha ragione il sindaco, è una giungla, cioè non riusciamo a stare al passo con tutto quello che hanno intenzione di cambiare. Sì, cambiamo, ma cambiamo e facciamo un sacco di confusione. Questo è il problema
quotidiano di tutte quante le aziende. C'è solo confusione. Poi quando si parla con la pubblica amministrazione sfonda un portone che è meglio cambiare discorso, è meglio no, bisogna risolvere i problemi, bisogna realtà. parlarne, Federica. A parte, Sì, la regia mi dice, Federica, se riesci a farci vedere anche questo posto meraviglioso dove sei, se riesci a farci vedere qualcosa, perché meriterebbe veramente di vedere cosa si è creata questa giovane donna imprenditrice per cercare di sbarcare il lunario. Si è inventato un lavoro nuovo. Vediamo qualcosa, Federica, riusciamo? Scusate se stamattina vi faccio vedere solo il cielo, è che ieri mattina abbiamo avuto una nuova nascita, non parlo di alpaca ma parlo di bovine e quindi sto tenendo sott'occhio il nuovo nato, se riesco ve lo faccio anche vedere. Aspetti dai Federica, facci vedere, vediamo se riesce. L'argomento è angusto comunque, non è facile e non si può pensare di risolverlo facilmente. Sembra quasi che nessuno abbia voglia di metterci le mani sostanzialmente perché è troppo faticoso. Anch'io ho questa sensazione, infatti speriamo, però siamo anche fiduciosi. Allora Federica, intanto che tu raggiungi il nuovo nato e vediamo se riusciamo a vederlo, andiamo in pubblicità prima. No, eccolo qua, dai che lo vediamo, dai, vai Federica. Guardate che bello. Questa è la mamma di ieri mattina, ci ha fatto questa bellissima sorpresa, è una signorina. Eccola lì. Lei ha già messo il nome? Si chiama Jessie, figurati, i ragazzi immediatamente ci hanno pensato. Quest'anno noi siamo al 10° anno di allevamento, abbiamo la regola che tutti quelli che nasceranno quest'anno avranno l'iniziale con la J e quindi anche a lei è stato messo questo nome con questa iniziale, quindi Jessie, da una signorina cowgirl. Ecco, dall'orso siamo passati a questa meravigliosa creatura, guardate veramente quanto sono belli. Allora andiamo in pubblicità, poi continuiamo. Pubblicità. A dopo. Allora andiamo a vedere anche un altro bellissimo, ma proprio bello, che riguarda sempre i bambini, come abbiamo sentito da queste grida felici che ha la nostra Federica Zanier, che stanno facendo questi centri estivi. Andiamo a Jesolo e vediamo Fiamme Oro Atletica Bimbi Jesolo. Oltre 200 ragazzi che frequentano dalla quinta elementare alla seconda media in pista allo Stadio Picchi di Jesolo per provare tutte le specialità dell'atletica leggera accanto a campioni del calibro di Desiree Rossitte e Michael Tumi, atleti che hanno partecipato ad importanti competizioni internazionali ottenendo anche record italiani. È la 10ª edizione del Camp delle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato che dal 1954 ad oggi ha collezionato 148 medaglie olimpiche e 275 titoli mondiali. L'obiettivo è quello di promuovere l'atletica leggera e quindi attraverso i nostri campioni che per oggi si trasformano in allenatori insegneranno le varie discipline dell'atletica leggera, quindi la velocità, il salto in alto, il salto con l'asta e poi anche la marcia, quindi tutte le discipline che hanno dato tante soddisfazione all'atletica italiana, soprattutto nelle ultime Olimpiadi. All'inizio della giornata, prima di cimentarsi nella corsa, nel lancio del peso, nel salto in alto o nel salto in lungo, la psicologa dello sport ufficiale delle Fiamme Oro Atletica ha spiegato ai ragazzi quanto la mente possa dare un contributo fondamentale all'ottenimento del risultato. Un risultato attraverso un impegno che è anche una piccola grande lezione di vita. Lo sport insegna soprattutto ai nostri ragazzi il fatto che per raggiungere un obiettivo, per raggiungere il successo è fondamentale impegnarsi, essere costanti, fare dei sacrifici. Questo credo sia un messaggio importantissimo nel momento in cui la comunicazione racconta invece la velocità e la facilità del successo, cosa che non è assolutamente vera. Allora adesso però andiamo a vedere anche l'altra faccia della medaglia, Rissa Jesolo Sera, e poi commentiamo i due servizi.
A Jesolo è tornata la movida violenta con la maxi rissa nella notte appena trascorsa in piazza Mazzini, che ha visto coinvolti 20 giovani, dove sono volati pugni, spintoni e pure qualche bottiglia. La rissa verso le 3 del mattino per futili motivi. I ragazzi dapprima hanno cominciato a lanciarsi insulti e irripetibili improperi, poi hanno alzato le mani iniziando a spintonarsi. Non sono stati segnalati fortunatamente feriti. L'allarme lanciato immediatamente dai passanti. Sul posto, subito dopo, i carabinieri di Sandona di Piave, ma al loro arrivo i giovani si erano già dileguati. Nel frattempo gli agenti della polizia locale, il personale adibito ai servizi antidroga con l'ausilio dell'unità cinofila ha provveduto anche al sequestro di circa 60 grammi di hashish, oltre ad alcuni grammi di marijuana e cocaina. I responsabili segnalati alla prefettura e denunciati all'autorità giudiziaria, comminate sanzioni amministrative per 400 euro. Il Comitato per la Sicurezza invoca durezza e attende rinforzi, e così l'Associazione degli Albergatori, che propone tuttavia una soluzione alternativa. Io credo che portare un altro tipo di, passatemi il termine, utenza in piazza Mazzini sia la vera sfida e la vera strada che ci porterà alla vittoria. Vi faccio un esempio veloce giusto per non tediarmi. L'altra sera avevamo Vincenzo Schettini, il maestro professore di fisica della fisica che ci piace, in piazza Mazzini volutamente, con centinaia di persone sedute, con bambini seduti davanti al palco, all'ascoltare un professore che parlava di fisica in piazza Mazzini. Ecco, questo è il messaggio che vogliamo dare. Allora, Sindaco De Zotti, perché questi due servizi? Perché abbiamo visto la bellezza, lo sport, e poi abbiamo visto queste persone, però avete visto bene il servizio. Ce ne saranno 3, metti 4, e tutto attorno che guardano. Allora, secondo me, io li conosco molto bene, li ho provati sulla mia pelle, Sindaco, perciò so di cosa parlo. C'è una mano troppo morbida, con poi le pene che vengono inflitte quando si riescono anche a prenderli questi ragazzi, ad arrestarli, perché se ne fregano altamente. Servizi socialmente utili, se qualcuno vuole spiegarmi cosa sono questi servizi socialmente utili, io penso che invece questi ragazzi dovrebbero essere obbligati a fare sport, disciplina, rigore, regole. Qualcuno dice non si può imporre. Io ho provato a dirglielo, io collaboro anche con enti importanti, invece io penso che forse grazie allo sport qualcuno riusciremo a salvarlo, perché c'è un aumento di droghe incredibile. C'è stato fatto un convegno che vi farò vedere del CERD, dove sono veramente preoccupati. Inizierò a 10 anni con i spinelli a bere. Cosa ne pensa, Sindaco? Poi sentiamo anche Federica Zanier. Prego, Sindaco. Io penso ci sia poco da aggiungere a quanto ha detto lei, Mirella. Allora, i due servizi secondo me sono assolutamente correlati. Sembra di no, ma parlano della stessa cosa. Il problema che noi abbiamo in determinate zone, in determinati momenti dell'anno, problema che però, permettetemi, è assolutamente minore rispetto a un anno fa. Io un anno fa sono diventato sindaco, il mio predecessore diceva che Jesolo era fuori controllo, avevamo pestaggi, accoltellamenti, risse, di tutto di più. Quest'anno siamo qui a parlare di un paio di risse in un'estate, quindi assolutamente la situazione è migliorata. Il tema purtroppo sta nel fatto che abbiamo moltissimi ragazzi, molti giovani, spesso sono figli di immigrati di seconda generazione, quindi sono assolutamente integrati, parlano italiano e dialetto meglio di noi, ma spesso assieme a altri ragazzi pienamente italiani di sangue mettono in campo questi comportamenti. Ne parlavamo con il questore l'altro giorno. Partono con la voglia di fare violenza, di commettere dei reati, vanno a fare delle piccole rapine all'interno di esercizi commerciali, spesso di Bangladesh, quindi di stranieri, e non si accontentano di sottrarre della merce. Spesso hanno la necessità di esercitare qualche forma di violenza gratuita, quindi o alle persone o alle cose. Purtroppo le norme sono quelle che sono, lo sappiamo. Io ho avuto modo il 2 giugno di assistere a un episodio un po' particolare di un tunisino che purtroppo è conosciuto sul territorio, che ha
usato violenza nei confronti di passanti, minacciava, lanciava bottiglie, ha fatto violenza nei confronti di 2 poliziotti che l'hanno arrestato, il giorno dopo è stato processato per direttissima, ha patteggiato 1 anno e 2 mesi, pena sospesa. E io questo me lo trovo in giro per la città. Con il questore abbiamo però fatto un ragionamento, quindi abbiamo emesso un DASPO nei confronti di questo e anche di altre persone che si sono rese diciamo protagoniste di queste cose. Però io quello che vorrei, e lo chiedo sempre quando parliamo col prefetto o col questore, è che questa gente deve essere allontanata dal territorio, punto. Non mi basta, non è sufficiente un DASPO che dice non avvicinarti ai luoghi della movida, alle discoteche, no, tu non devi più stare in questo territorio, punto. Questo è quello che va fatto. Io sono fiducioso che il governo intervenga su queste cose, perché se non interveniamo su questo non diamo risposta ai motivi per cui ci hanno votato, e hanno votato Fratelli d'Italia, hanno votato Giorgia Meloni. Non è una questione razziale, non è una questione di imporre uno Stato autoritario, assolutamente no. Bisogna far rispettare le regole, punto. Io ricordo che se quando ero adolescente osavo mancare di rispetto a una divisa, ero sicuro che le passavo sicuramente non belle. Oggi c'è una mancanza di rispetto nei confronti della divisa. Io veramente passo i sabati sera in piazza Mazzini per vedere la situazione e vedo tanta maleducazione, tanta arroganza, e penso che, e chiudo, lo sport sia una di quelle cose che ci permettono di insegnare un po' di rigore e disciplina e di insegnare un concetto. Siccome la comunicazione oggi, social, fanno vedere questi modelli di successo facile, veloce, senza fatica, dobbiamo spiegare ai ragazzi che il mondo va esattamente al contrario. Il successo facile non esiste, nessuno regala niente. Per raggiungere un obiettivo, qualsiasi obiettivo, che sia nello sport, nello studio, nel lavoro, che sia anche quello di diventare un influencer, è necessario lavorare, essere costanti e fare dei sacrifici. Senza questo non si va avanti. Se ricominciamo a insegnare questo ai ragazzi, penso che migliorerà anche la situazione della sicurezza. Allora sentiamo anche cosa dice Federica Zanier, lei invece che sta cercando di insegnare, ecco, di rispettare. Tu stai facendo questo ed è molto importante iniziare da piccole a rispettare le regole. Guardate che belle immagini ci fa vedere adesso la nostra Federica, guardate quanto belli sono. Prego Federica. Microfono Federica. Il sindaco ha ragione, bisogna ritornare alle regole e ad insegnare ai ragazzini che non si ottengono le cose facilmente. C'è troppa diffusione di facilità e invece non è vero, perché le cose quando se le vuoi devono essere veramente guadagnate, c'è tanto lavoro dietro a qualsiasi cosa, c'è impegno dietro a qualsiasi cosa. Giustamente anche ha fatto l'esempio dell'influencer che ci sta effettivamente molto bene. Se tutti pensano che a fare l'influencer si guadagni senza fare nulla e senza fare fatica, in realtà anche questo è un lavoro che fatto con una certa coscienza dà dei risultati. Tutti i lavori vanno fatti con una certa coscienza. Purtroppo è vero, ai ragazzini cerchiamo di insegnare rispetto per le cose, per gli animali. Immagino che gli animali in questo contesto aiutano tantissimo, aiutano anche sotto tanti punti di vista, anche a livello di disabilità, a livello di necessità proprio. Ricordo che i bimbi stanno a scuola 9 mesi e devono rispettare determinate regole, ci stanno le regole e poi è giusto che durante l'estate siano anche liberi di annoiarsi, perché questo i ragazzi non sanno più fare, annoiarsi. È per quello che succede anche a Jesolo, i piccoli furti, queste cose qui. Pare che i ragazzi debbano impegnare il tempo a fare queste sciocchezze perché non sanno più annoiarsi, non sanno più come organizzare il loro tempo. Noi non eravamo così, tra virgolette, coccolati un tempo, per noi annoiarci era una cosa normalissima. Qui sembra non possa essere più possibile. I ragazzini devono essere impegnati dalle 8 del mattino alle 5 del pomeriggio, minuto per minuto scandito. E in realtà devono scoprire questa parte, perché come diceva prima, no, non si può pensare che tutto vada sempre bene. Diciamo che la vita è fatta anche, le esperienze sono fatte anche di fallimenti ed è giusto che loro imparino anche da questo. Per dire, di recente si parlava del discorso delle bocciature.
sono corrette, perché uno deve essere consapevole di quello che ha fatto durante l'anno. Se hai fatto, meriti di essere promosso; se non hai fatto, non meriti di essere promosso. Anche qua apprezzo tantissimo il lavoro di tanti insegnanti che ci mettono veramente il cuore, l'anima e tutto quello che... Però anche il sistema scolastico secondo me va rivisto, perché a volte non dà merito a chi davvero si impegna, a chi davvero... Senti Federica, tu che stai adesso con questi bambini hai anche un numero importante, ecco, quando tu detti delle regole, perché anche per accompagnare questi animali devi rispettare certe regole, come le recepiscono questi bambini? Perché io, almeno per quello che mi riguarda, vedo che quando li riprendi nella maniera giusta e fai capire loro che non c'è la prossima volta, cioè devono capirlo subito, questi lo capiscono. Forse sanno che quello che hanno di fronte o quella che ha di fronte non è il papà o la mamma che hanno abitualmente e che riescono ad avere il sì. Ecco, il no delle volte detto nella maniera giusta è molto importante e loro lo rispettano. Tu cosa dici? È importantissimo, perché un ragazzino che si sente dire un no probabilmente mette in moto anche quello che è il suo pensiero e si chiede perché mi è stato detto di no. Questo poi chiaramente si trasforma anche nel suo comportamento verso le cose e le persone. Purtroppo ci sono troppi sì ultimamente e quindi anche per noi qui gestire alcune realtà è un po' difficile. Però ho notato che avendo un po'... Non serve essere cattivi, basta una leggera autorità, basta far capire che le regole sono quelle e che tutti le devono rispettare e che vanno rispettate. Magari non subito, ma nel giro di qualche giorno la cosa è recepita e sanno benissimo che non possono permettersi atteggiamenti diversi. Io credo che un minimo di autorità, e poi riprendo il discorso anche del sindaco che diceva prima, cioè purtroppo non c'è la certezza della pena, per cui anche sti ragazzini che ne combinano di tutto dicono vabbè, tanto domani sono fuori, cosa cambia? Anche se le combino, tanto nessuno me la fa pagare, no? E invece questa cosa dovrebbe essere un po' più... dovrebbe essere una cosa più importante, ecco, io spero che nei prossimi governi ci sia questa cosa, questo cambiamento qui, no? Questa certezza di essere puniti se non si fa la cosa giusta, perché noi imprenditori veniamo sempre puniti quando non facciamo la cosa giusta. È giusto quello che dici, perché adesso guardiamo questo servizio che fa capire tanto non mi fanno niente e posso fare anche questo. Andiamo a vedere borseggiatrici bambine, andiamo a Venezia. Che intenzioni avesse la sconosciuta che voleva prendere in braccio una bambina di 2 anni che giocava in campo Santa Margherita è difficile dirsi. Probabilmente solo distrarre la madre mentre la complice la derubava, ma non si può escludere del tutto qualcosa di più inquietante. Fatto sta che da oggi il fronte del borseggio a Venezia si arricchisce di un episodio che getta un'ombra sinistra sull'atteggiamento sempre più spregiudicato delle bande che infestano la città. A raccontare cosa fosse successo e ad invitare all'attenzione chi avesse bambini piccoli che giocano in campo è stata la protagonista della vicenda in una chat di residenti. La donna ha visto una ragazza andare incontro alla piccola per prenderla in braccio. D'istinto ha gettato la borsa sul passeggino ed è corsa per raggiungerla. Appena ripresa la bambina si è accorta che un'altra ragazza stava cercando di rubarle il portafoglio momentaneamente incustodito. Del fatto sono state avvisate le forze dell'ordine. Recentemente in un blitz antiborseggio la polizia ha fermato diverse persone tra Piazzale Roma e la stazione, tutte con a carico diversi precedenti per furto e furto aggravato. Uno spaccato delle decine di uomini e donne, a volte insospettabili e dall'aspetto comune, che quotidianamente agiscono organizzati in bande a Venezia. Allora Sindaco, questi 2 servizi per far capire che bisogna tenere sempre le antenne alte, specialmente voi. Lei prima ha parlato di DASPO, però noi abbiamo sentito tantissime volte che se ne fregano del DASPO e arrivano lo stesso. Cosa dice se invece investissero sui braccialetti elettronici? Una volta che è stato beccato, visto che ci sono spesso e volentieri questi domiciliari o questi DASPO, metterci anche il braccialetto elettronico. Cosa ne pensa Sindaco? 2 fattispecie diverse, nel senso il DASPO
è un provvedimento amministrativo che interdice da determinate zone o diciamo impedisce l'accesso, ecco. C'è poi tutta la fattispecie penale o comunque nella fase di indagini, e mi sento di dire che potrebbe essere sicuramente questa una misura efficace. Quindi se uno viene colto in flagrante mentre commette un reato di questo tipo, credo sia fondamentale prima di tutto impedire che possa nuovamente macchiarsi di questi reati, quindi dobbiamo rendere impossibile il fatto di commettere questi reati, quindi effettivamente il braccialetto può essere una misura di questo tipo. Ma perché non si fa, sindaco? Perché noi parliamo sempre le leggi e la burocrazia, ma quando tu dai un DASPO o fai un allontanamento, vuol dire che questa persona ha commesso dei reati, si è comportata male, perciò ha commesso un reato. Possibile che non si riesca a capire che bisogna intervenire in qualche maniera? Lei prima ha parlato della pistola taser, perché giustamente lei dice è un momento molto particolare anche per le forze dell'ordine, questi sono invasati, guardate che sono molto pochi rispetto a quello che si vede, come ha spiegato il sindaco, perché poi è la folla che sta guardando, che sta filmando, che crea questa moltitudine di persone. Ma se tu li prendi, alla fine se arrivi a 10 sono tanti, se a 10-15 non sono di più, e questi 15 tengono in scaccomato sia i sindaci che le forze dell'ordine. Ma è mai possibile, sindaco? Io lavoro con gli strumenti che mi mette a disposizione lo Stato. Se ne avessi di più non esiterei a utilizzarli. Che dire, sì, sarei d'accordo anch'io. Ad esempio, anche a me piacerebbe banalmente un provvedimento, la possibilità di emettere un provvedimento che dica: se ti comporti male nella mia città non entri più nella mia città. Purtroppo questi sono dei provvedimenti che non sono di competenza del sindaco, ma sono del questore, e comunque i fogli di via arrivano dopo un bel po', ecco. Che dire, cioè, se ci danno più strumenti noi sindaci li usiamo. Sì, ma sindaco, lei adesso fa parte anche di un partito importante, perché prima si diceva la destra, diceva la sinistra, siete troppo buoni, permettete tutto. Adesso c'è una destra al governo, una destra che per chi l'ha votata deve fare la destra, nella maniera giusta e nel modo giusto. Ecco, se questo non avviene, capite bene che ci sono dei punti di domanda, perché se uno delinque, ma delinque in maniera veramente importante, come ha detto giustamente Federica, la certezza della pena non c'è ancora. Prego. Ma io sono molto fiducioso, nel senso sono stati eletti per questo, gli abbiamo dato la fiducia, e credo che si sia visto comunque un cambio di marcia nei primi mesi, ad esempio con il decreto anti-rave, con il tema del taser, con la parziale riforma della Cartabia. Noi abbiamo avuto un episodio emblematico quest'inverno a Jesolo che ha dimostrato come quella riforma fatta dal Movimento 5 Stelle, voluta al tempo, fosse totalmente contraria ad ogni principio di certezza della giustizia. C'è stato una rapina, un furto in un hotel chiuso durante l'inverno, non è stato possibile procedere all'arresto di quelli che erano stati identificati come i responsabili, per il semplice fatto che la Cartabia prevedeva che si poteva procedere solamente su querela di parte. Il proprietario dell'hotel non era reperibile, era fuori città, e quindi la polizia conosceva i responsabili di quel furto ma non li poteva arrestare. Cioè, sono delle follie, e mi pare che il governo abbia iniziato a lavorare su questo. C'è molto da fare sicuramente, però io sono fiducioso che cambieranno alcune cose. Allora sentiamo anche cosa ne pensa la nostra Federica Zanieri in fatto di sicurezza, perché anche questi bambini, queste famiglie devono muoversi in sicurezza. Ma avete sentito cosa è successo con questi ragazzi, questi fanatici fuori di testa, con sostanze? Ci ha rimesso la pelle un bambino che non c'entrava niente con la sua mamma, e fortunatamente questa mamma, almeno lei, si è salvata con la sorellina. Guardate, veramente questi quando sono fuori di testa, l'ha detto una mamma di un tossicodipendente qua, guardate
parte quando sono fuori di testa ad aver paura, ma come fai a controllarli? Federica, tu cosa vuoi dire? Cosa ti senti di dire? Perché quando usciamo c'è sempre un pericolo numero uno, perché basta vedere come si comportano per la strada. Tu mi hai detto quella volta che sei venuta a Villa Margherita, per portare fuori un animale ci vuole 150 miliardi di carte, cartine, burocrazia, e per fare un delinquente ci metti 3 secondi e nessuno ti fa niente. Prego. Sì, questa è la verità sostanzialmente. So che i ragazzini al termine delle medie pensano di essere grandi, pensano di potersi permettere qualsiasi cosa. In realtà secondo me vanno ancora tanto seguiti e non vanno lasciati, diciamo, a se stessi. E soprattutto, allora, un tempo era diverso. Adesso bisogna far fronte a questa esigenza che è importantissima, e quindi io credo che anche la realtà estiva, che possa essere tipo la nostra fattoria, quindi un'attività abbastanza libera, senza vincoli, eccetera, eccetera, o comunque qualsiasi altra realtà, che può essere anche un'attività sociale, vado a raccogliere le immondizie per la strada, vado ad aiutare le persone disabili, vado ad aiutare determinate realtà, possa aiutare davvero l'integrazione a questi ragazzini qui e non trovarceli in mezzo alla strada che combinano danni. Ecco, io credo che bisognerebbe lavorare sotto questo punto di vista. E infatti io vi invito per questo a confronto sindaci, autorità, tutti quanti, anche con i cittadini, con imprenditori, artigiani e tutto, per capire che forse qualcosa tutti assieme ce la possiamo fare. Allora salutiamo Christophe De Zotti, sindaco di Jesolo, che ci ha lasciato perché veramente ho tirato un po' lungo, ma lo saluto lo stesso, non c'è nessun problema, aveva un impegno. Salutiamo anche Federica Zanier da Villorba, titolare fattoria didattica Le Noghere. Grazie anche a te Federica. Ciao. Pubblicità. Ciao, grazie mille Mirella. Ciao. E vi presento altri 2 graditissime ospiti, 2 donne. Abbiamo in presenza Pieranna Zottarelli, sindaco di Roncade, secondo mandato civica. Grazie sindaco di essere con noi. Da Castelfranco Veneto abbiamo Paola Conte, referente gruppo per la sicurezza stradale Non Correre, Accorri. Grazie Paola anche a te di essere presente. Allora, grazie. Allora partirei proprio col sindaco Zottarelli. Ecco, questa poca sicurezza, furti, ma anche nelle strade, baby gang. E poi i sindaci sono i primi che devono rispondere alle famiglie, a questi abitanti che sono esasperati, sia giovani che meno giovani. Cosa ci dice il sindaco? Com'è la situazione? La situazione cerchiamo di tenerla sotto controllo, naturalmente, facendo il massimo, coordinando le forze di polizia con quelle di polizia locale, con le relazioni dirette anche con le famiglie, perché effettivamente la preoccupazione è tanta anche da parte nostra, perché questa esplosione di maggiore aggressività da parte delle persone e la difficoltà dei giovani a contenersi in certi comportamenti crea indubbiamente allarme. Sono realtà un po' distinte quelle della sicurezza stradale rispetto ai furti o rispetto, per fortuna da noi negli ultimi tempi i giovani sono più tranquilli e hanno iniziato a fare una serie di attività alternative molto più benefiche. Come si diceva poc'anzi, abbiamo puntato molto anche noi sullo sport, sugli educamp, sulle attività che sosteniamo, GREST, centri estivi, cioè forme per i più piccoli e per i più grandi, sia per rispondere alle esigenze delle famiglie, sia per tenere i giovani tra di loro, che hanno bisogno di una convivialità, ma che sia una convivialità sana, non che li porta a comportamenti scorretti verso le persone o verso le strutture. Il problema furti è un problema che abbiamo da sempre e per quanto siano intensificati i controlli, come abbiamo fatto anche di recente prevedendo ulteriori turni serali e notturni, il problema però c'è e quindi è importante anche la rete tra le famiglie di avvertire in modo tale da avvertire subito chiamando il 112 quando si vede qualcuno o qualcosa di sospetto. Meglio una telefonata in più invano che una in meno di cui poi ci si possa pentire. Il problema di fondo rimane, lo dico a ogni occasione, quello duplice di una normativa che non consente, una volta che vengono arrestati, di far scontare loro la pena e non ritrovarceli in strada subito nel giro di pochi giorni, se non addirittura di poche ore. E la seconda, che è quella di comunicare
immediatamente attraverso questa rete di persone, in modo da avere anche un'efficacia maggiore per rapidità. Una cosa altra importante è cambiare anche le normative sulle assunzioni del personale, perché ci serve maggior personale per poter fare i maggiori controlli. E qui mi ricollego anche poi alla sicurezza sulla strada, perché se gli stessi agenti di polizia locale devono controllare le strade, sono fermi in questo momento, stazionano e non possono girare il territorio. Noi avremo bisogno di più uomini e di più donne, ma per poterlo fare avremo bisogno di regole diverse. Ad esempio, Sindaco, quanta polizia locale avete come figure voi a Come Roncade? figure, se noi per fortuna che siamo in convenzione con altri 3 comuni, il che significa però che hai un territorio molto più vasto da seguire, altrimenti il comune di Roncade, che di per sé conta quasi 15.000 abitanti, quindi per legge dovrebbe avere 14 agenti di polizia locale con gli ufficiali, in realtà ne ha 4 e mezzo arriviamo, perché abbiamo il comandante che è comandante di tutti i 4 i comuni ed è il vicecomandante che lo fa per tutti i 4 i comuni lo stesso, quindi siamo maledettamente sotto organico, questo non va bene, però non possiamo assumere perché ci sono altre leggi e altre norme che mettono dei tetti sulle spese del personale e mettono sullo stesso piano chi fa un lavoro impiegatizio con determinati orari e determinati giorni e la polizia locale, che ha una realtà completamente diversa. E per quanto ci riguarda, alle volte mi viene da sorridere quando il cittadino dice: sono stato al comando di polizia locale, non c'era nessuno. Bene, gli dico io, perché vuol dire che erano fuori a fare i controlli sul territorio per prevenire quanto più possibile i furti e i controlli sul territorio per garantire la sicurezza stradale. E qua si innesca anche un altro ragionamento però. Quando le persone che corrono vedono la pattuglia di polizia locale, che deve essere ben segnalata perché sennò si temono gli agguati, cosa fa? Rallenta. Passata la pattuglia riprende. Non passa il concetto che bisogna andare piano per il rispetto di se stessi, degli altri che sono in macchina assieme e di chi transita per la strada. E purtroppo quel dannato cellulare, smartphone, che ci richiama l'attenzione costantemente con messaggi, mail, sms, whatsapp, distrae notevolmente, anche il solo suono distrae ed è pericolosissimo in strada. Quando uno guida un'auto deve rendersi conto, e non lo facciamo purtroppo, che ha un'arma in mano. Con i ragazzi stiamo lavorando attraverso la collaborazione con le autoscuole per passare questi tipi di messaggi, cioè quando io sono alla guida di una macchina devo essere concentrata sulla guida, perché basta un niente perché si provochi una tragedia e di mezzo ci vanno soprattutto pedoni e biciclette. Allora, visto che iniziamo con i furti, poi passiamo la parola a Paola Conte per parlare di sicurezza nelle strade, andiamo a vedere questo servizio, sempre Treviso, nuovi ride Lidri. Andiamo a vedere e a sentire. Ho visto delle tracce e 2 moto che stavano correndo per il vigneto e praticamente dopo se ne sono andati via. Le tracce della fuga dei ladri tra i campi, i malintenzionati scappati in moto coperti dal passamontagna che, secondo le segnalazioni dei residenti di via San Rocco raccolte dall'associazione Furti in Corso, hanno tentato un colpo in abitazione ieri per poi far perdere le loro tracce. È solo l'ultimo tentativo in ordine di tempo in questa zona di Roncade presa di mira negli ultimi giorni. Nella notte tra lunedì e martedì diversi colpi erano stati messi a segno sulle auto parcheggiate, poi un tentativo in abitazione in cui era stato il padrone di casa stesso a metterli in fuga, accorgendosi della loro presenza grazie al sistema di videosorveglianza interno. Infine ieri in moto in pieno pomeriggio. Soprattutto anche il modus operandi, no? Che arrivano in moto, passamontagna, provano a suonare, scatta l'allarme e scappano, quindi sembra quasi che vogliano ancora testare di nuovo la zona dopo già averlo fatto già il giorno prima, quindi sta preoccupando molto sia tutti i residenti di Roncade ma anche comunque di comuni limitrofi, perché poi abbiamo visto che si sono spostati veramente dopo pochi minuti a Monastier, che è a 5 minuti da quella zona lì. Ovvio che è una zona anche un po' particolare, nel senso che ha tanti campi dove poter scappare, però è anche
anche vedo che erano in moto, quindi con una targa che poteva essere magari riconosciuta da un'eventuale videosorveglianza che poteva essere messa in atto, che qui manca purtroppo. Un'escalation che preoccupa i residenti, specie in vista delle ferie estive. Preoccupazione a cui l'amministrazione ha risposto potenziando i controlli sul territorio da parte della polizia locale nelle fasce pomeridiane e serali. La gente va in ferie, va in giro e purtroppo loro se ne approfittano di questo. È così. Allora, abbiamo sentito, Sindaco Zottarelli, ecco, questi furti, soprattutto qui parliamo anche di sicurezza personale, specialmente i diversamente giovani, hanno paura di uscire, anche portare fuori le immondizie, così chiamano. Anzi, abbiamo Tamara in linea. Ciao Tamara da Spresiano. Ciao Mirella. Ciao. Come stai? Bene, grazie. E tu? Non sto tanto bene. No? No, sono stata al pronto soccorso ieri. Oila. Sì. Ma niente di grave, per fortuna. Beh, se ti sento vuol dire che è così. Vai Tamara. Ascoltami, io volevo fare una domanda ai tuoi ospiti. Sì. Allora, io attraverso sempre sulle strisce pedonali perché mi sento più sicura. Dove lavoro io non ci sono le strisce pedonali proprio, perché c'è la fermata del palo davanti al fosso e non c'è le strisce pedonali. Non c'è neanche 100 metri, neanche 50 metri prima. Ho sempre paura di essere presa sotto. L'altro ieri è successo che io stavo, l'autobus mi ha fatto attraversare. L'altra macchina mi ha sorpassato, è passata la pattuglia dei carabinieri, zappe, multa. Io dico, questa gente non ha un po' di cervello se vede l'autobus fermarsi e lasciare passare la gente? No, hanno fretta di correre, perché io vedo anche tante gente con il telefono in mano quando guidano, che si distraggono con questo benedetto telefono. Anch'io uso il telefono perché parlo anch'io, però il telefono io lo butterei dentro nella pattumiera, perché è una cosa pericolosa quando sei in macchina. Adesso hanno fatto le macchine con il che puoi rispondere al telefono in macchina, neanche quello non lo usano, perché io dico solo, è una cosa vergognosa. Io ho perso 2 mesi fa una mia carissima amica su un incidente stradale a Vicenza ed è morta su un incidente stradale perché la macchina andava troppo veloce, l'ha tamponata e non c'è stato niente da fare. Se io dico, questa gente è pazzita, cioè sente il caldo, secondo me. Sente troppo il caldo. Sente solo il caldo. Sì. Grazie Mirella. Grazie a te Tamara. Allora sentiamo Paola Conte. Paola, come commenti questa telefonata di Tamara? Non si è mai sicuri perché non si rispettano le regole, le segnaletica, le macchine anche a 50 all'ora, se vai contro un corpo contundente fai malissimo, ti fai male, però non si riesce a capire. Cosa ne pensi tu? Adesso stanno cambiando anche le regole del codice della strada, come lo commenti? Prego Paola. Il cambiamento del codice della strada, sicuramente è insufficiente. Di educazione stradale nelle scuole non se ne parla, di ridurre la velocità non se ne parla e vedremo tra l'altro se verrà anche approvato, perché ancora non lo sappiamo. E c'è molto da fare, però di autoscuole non se ne parla. Sentivo appunto la sindaca che evidentemente hanno dei progetti loro particolari che lo fanno, ma è indubbio che nelle autoscuole deve essere in ogni autoscuola la possibilità di parlare delle conseguenze. Come diceva la sindaca, cioè l'arma, lo sappiamo, è un'arma. E dobbiamo dirlo a questi ragazzi, che dipende dalle loro scelte, non basta saper guidare un mezzo, ma stare sulla strada, e quindi ogni nostra scelta può essere veramente determinante e qualcosa per cui non puoi tornare indietro. Vedo anche nel codice della strada il fatto che appunto il fatto di poter usare delle auto di grossa cilindrata, appunto il tempo verrà allungato ai 3 anni, come
era stato chiesto a suo tempo, ma non c'è stato come dire, il coraggio di farlo, e quello che è capitato non sarebbe capitato se andava in porto a suo tempo la legge che un neopatentato non può sempre guidarsi. dopo. Paola, ti interrompo perché abbiamo Luigina da Milano, se no mi cade la linea, poi continuiamo. Ciao Luigina. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Posso parlare di sanità? Prego. Allora, 68 anni, vado in pronto soccorso, 7 ore, una sedia a rotelle perché non muovevo né gambe né braccia, piena di dolori alla schiena. Risultato, risonanza magnetica. Devo andare a Monselice pagando 50 euro in meno di Milano perché qui non trovavo posto, ero in prelista. Allora mi fanno la risonanza, risultato lombosciatalgia acuta, 3 ernie e ossa spongiformi. Ecco, questo è il risultato di attendere 6 mesi qui la risonanza magnetica. Prendiamo il 1 giugno quest'anno. Mio marito, 75 anni, va in pronto soccorso, no, va dal dottore, di male alla schiena, è già stato operato, è a rischio e altre cose, il dottore lo manda a fare i raggi. Entro 10 giorni per forti dolori, c'è una lunga lista sulla impegnativa, gli ordina di pastiglie, cortisone, lui non può fare molto cortisone, che gli ha detto non più di 3 punture. Bene, è arrivato a 7 perché dal 1 giugno viene a fare i raggi il 5 luglio. I dolori sono infiniti. Questa è la decantata sanità veneta. Oddio, tanto decantata no, Luigina, perché io ho primario, addirittura c'è stato quasi uno sciopero poco tempo fa, se non proprio sciopero, che stanno dicendo che veramente stiamo andando a picco. Questa è la realtà, altro che sanità pregiata. Qualcuno dice di sì, ma la testimonianza tua è molto importante, Luigina. Un'altra persona che mi capisce, perché qui è seduto a fianco a me e non riesce a muoversi dai dolori che ha. A letto non riesce a stare perché non riesce nemmeno a girarsi e dobbiamo aspettare dal 1 giugno fino al 5 luglio. Ma perché è un'urgenza? Capisce come siamo presi? Sì, abbiamo sentito Luigina. Luigina, ti ringrazio, sei stata molto chiara. Ecco, sono riflessioni che a casa faremo in tanti, poi ce ne sono tanti in lista d'attesa, dopo farò vedere anche il servizio, cosa dicono anche i sindacati. Sindaco, anche lei con i cittadini, ecco che si confronta, c'è questo grande problema di queste liste d'attesa, di questa sanità privata che ce l'hai dopo 5 minuti e il pubblico invece è fermo completo. Prego. Adesso anche la sanità privata ha tempi più lunghi proprio perché ha una massa di situazioni e giustamente le persone richiedono e hanno bisogno. Se è scritto urgente, è urgente, non è che il medico si inventa l'urgenza, il paziente lamenta dolori, lamenta una situazione di grande difficoltà e se il medico curante lo richiede una prestazione urgente, questa deve essere fatta nel pubblico, possa essere fatta nel privato, purché controllato, convenzionato. L'importante è che venga data la prestazione. Non morire dai dolori, come sta dicendo la nostra Luigina. Oppure doversi imbottire di farmaci in maniera molto importante, perché non dimentichiamo che anche i farmaci hanno i loro effetti collaterali e quindi non andiamo a peggiorare, magari risolviamo da una parte e creiamo altri problemi. Certo. Quindi l'allungamento dei tempi porta con sé delle conseguenze disastrose. È chiaro che occorre ancora smaltire ciò che era rimasto arretrato con il Covid, però nel frattempo le persone che già stavano male stanno peggio. E quindi la situazione è chiaramente più complicata e occorre trovare la linea con tutte le persone che ci sono, quindi sburocratizzare al massimo in modo da evitare che il paziente debba andare in luoghi diversi, alla ricetta da una parte, poi torna dall'altro medico, ma serve a che venga fuori uno specialista, cioè dobbiamo snellire tutto quello che è l'iter, parlare di più e tra di loro, tra quelli che sono gli operatori, senza che vi siano dei tappi,
dei filtri che rallentano, in modo da dare la risposta più velocemente possibile. Dobbiamo riuscire proprio a far fronte a tutte queste domande, e se è da coinvolgere il privato, ripeto, personalmente non lo vedo come negativo se è fatto in collaborazione. Che vada qui o vada lì, l'importante è che tu mi dia la prestazione di cui ho necessità come paziente nei tempi che mi servono, altrimenti non possiamo parlare di pazienza, perché non lo siamo più. Anche perché quando uno ha dolori, i dolori sono dolori, certo, e non c'è niente da fare. E per quanto riguarda quello che diceva Paola Conti in merito alla sicurezza stradale, ma soprattutto le autoscuole, ecco, forse le autoscuole dovrebbero entrare nelle scuole, dovrebbe diventare una materia, perché veramente ormai qui non ne veniamo più fuori, ma non c'è tutti quanti alla mattina quando escono, quasi tutti, si fanno le regole che vogliono. Questa è la verità. Prego, Sindaco. Ecco, io sono perfettamente d'accordo con quello che diceva la signora Conte, e ci aggiungerei appunto questo, non solo i ragazzi. Noi siamo partiti con le autoscuole, è un progetto che è stato portato quindi all'attenzione anche, e abbiamo molte autoscuole che adesso vi aderiscono nel Trevigiano nell'ambito del tavolo per la sicurezza. Le autoscuole per noi sono una realtà fondamentale, perché la patente i ragazzi a 18 anni la vogliono praticamente quasi tutti, e quindi lì li trovi, e puoi passare una serie di messaggi positivi di attenzione non solo in relazione alla sicurezza stradale. Noi per esempio avevamo abbinato nel progetto anche la presenza di uno psicologo che parla ai ragazzi, e non solo in relazione, dicevo appunto, alla guida dell'auto. Però la guida dell'auto è fondamentale farla in sicurezza, e bisogna trasmettere il messaggio anche agli adulti. Tant'è che per esempio come amministrazione abbiamo in programma di realizzare quest'autunno una serie di incontri con gli adulti a cura della polizia locale e della polizia stradale, perché sembra che sia un illustre sconosciuto il codice della strada, che sia messo lì per gli altri. Le regole sono per tutti, anche per noi, sono anche per la nostra sicurezza, quindi bisogna che entriamo nella logica di conoscerle e soprattutto di rispettarle. Abbiamo realizzato come comune una piccola rotonda per dare il senso di rallentare, non è ancora completata, però sono i lavori in corso, far capire che occorre rallentare. No, piuttosto di rallentare, prendono a pronto mano. È tollerabile una cosa così. Paola, cosa vuoi dire, Paola Conte? Ecco, anche se metto la rotonda, fanno lo stesso quello che vogliono, riescono a capire che devono diminuire la velocità. È una cosa molto grave che ha detto il sindaco Zottarelli. Mi complimento, sono contenta che lei si dia da fare per questo, perché appunto ci vuole l'aggiornamento, quindi se si vuole si può, ecco. Tornando un attimo anche al discorso dell'autoscuola, le persone, per esempio quando prendi la patente non ti fanno fare la pratica in autostrada, e anche questo sarebbe importante, come tornando al discorso che dovranno avere i 3 anni di patente per guidare questi bolidi, ma non è che succede qualcosa, dovrà esserci una patente, un corso apposta per guidare macchine di una certa cilindrata. Come si fa con le moto? Esatto, quindi anche questo codice resta queste ulteriori norme, ma non sono complete ancora una volta, diciamo, ecco. Sì, se poi ci metti anche i genitori, questo genitore che insegnava al figlio, ecco, andare su queste macchine e come comportarsi, capisce bene che per quante regole metti non vai da nessuna parte. Ecco, l'educazione parte anche dalla famiglia. È inutile che continuiamo, sì, ma ci vuole un po' di tutto. Prego, Sindaco. E anche il ragionamento che faceva la signora Paola sulle scuole, giustissimo. E anche qui quindi di nuovo perché servirebbe potenziare anche la polizia locale. Noi mandiamo anche i nostri agenti appositamente formati nelle scuole a parlare con i bambini e con i ragazzi, cioè quelli che saranno gli utenti della strada di domani, ma soprattutto lo facciamo perché sono quelli che salgono in macchina con i genitori. E se tu li formi bene, questi ragazzi sono un alleato fondamentale. Ricordo ancora quando i miei figli mi dicevano: non toccare il telefono, te lo teniamo noi quando era la guida, oppure vai piano, stai attenta, hai messo il Bluetooth. Cioè se tu educhi i ragazzi,
educhi la famiglia, e quindi arrivare all'interno delle scuole è qualcosa di assolutamente fondamentale. Serve personale, ma serve soprattutto la volontà di farlo dappertutto, perché se siamo capillari riusciamo ad invertire questo trend che vede le persone comportarsi in maniera non corretta alla guida. Tutti noi commettiamo degli errori, per carità, però se ci continuiamo a ripetere sta attento perché sei in strada ed è pericoloso, basta un minimo di distrazione, come diceva la signora prima, vado fuori di casa per portare la spazzatura e rischio di essere investita. No. Ecco, bisogna che ce lo ripetiamo continuamente, che ci convinciamo e che ci autoformiamo. Allora andiamo a vedere anche questo video che ha mandato Paola Conte, usa la testa. Andiamo a vedere, poi lo commentiamo con Paola Conte. Nee, wacht even. Wacht even tot we kijken wat er achterom gebeurt. Eerst kijken wat er achterom gebeurt. Wacht even tot we kijken wat er achterom gebeurt. Eerst kijken wat er achterom gebeurt. Allora Paola, ti ringrazio per i video che ci hai mandato, ma soprattutto se penso a quanti video hai fatto, a quanti sit-in, a quante uscite alla sera per capire il comportamento di questi ragazzi. Ma il problema è che dovete essere ascoltati dalla politica, è là che si snoda il tutto, perché è inutile continuare a passare il cerino di mano. Qui abbiamo bisogno di leggi severe, di leggi forti. Non è possibile mettere il monopattino e dopo accorgersi che così non può funzionare perché è pericolosissimo senza nessuna protezione. È inutile dire non andate a 120 all'ora quando hai macchine che non senti neanche di andare a 100-120 all'ora, ti sembra di essere fermo. È inutile dire non usare il telefonino se puoi usare le cuffie e tutti quanti altri sistemi, perché la tecnologia ha fatto passi da gigante che ti distraggono, perché nel momento che ascolti ti distrai, non c'è niente da fare. Ecco, cosa vorresti dire Paola? Intanto ti ringrazio anche per i video. Ma vedi, l'altra settimana c'era la Presidente Patrizia Pisino che sì, aveva anche affermato che era andata al tavolo con Salvini, dove avevano fatto presente la necessità, tra le varie cose, dell'educazione stradale. L'educazione stradale deve essere fatta a tappeto e non per il buon cuore del sindaco che manda i vigili o altre situazioni. Deve essere fatta una cosa sistematica con i programmi ministeriali, con la formazione degli insegnanti, dove riusciamo, oltre a raggiungere gli studenti di qualsiasi età, anche i genitori. Ultimamente, quando mi hanno chiesto di fare degli incontri, io ho chiesto di incontrare prima anche i genitori, perché così sapevano di cosa andavano a parlare con i loro figli, ma così davamo qualche notizia anche a loro. Però questo deve partire dal governo. E che risposta c'è stata appunto alle associazioni che hanno fatto presente la necessità di questo? Che non c'è neanche una riga di educazione stradale. Cosa dobbiamo fare? Abbiamo Sandra da Treviso, Paola, poi continuiamo. Vai Sandra. Sì, buongiorno Mirella, buongiorno. Buongiorno Sandra.
Allora, un discorso da fare anche che non mi sembra venga sufficientemente affrontato sul discorso appunto delle strade, è che dobbiamo anche notare la differenza che c'è tra un vecchio 127 e un 126, per chi se lo ricorda, di dimensioni parlo, e i SUV che ci sono adesso che girano. Le strade sono rimaste quelle di 100 anni fa, per cui anche questo secondo me è un aspetto che va valutato. Poi volevo dire rapidamente al sindaco che hai lì in presenza, non condivido il suo pensiero che ha detto prima sul discorso della sanità, non importa dove ti mandano, l'importante è che tu abbia l'appuntamento. Cioè, non è una cosa così semplice secondo me, soprattutto per i diversamente giovani, perché da Treviso ad andare a Motta di Livenza sono un'ora di strada andata, un'ora di strada ritorno, una quarantina di chilometri, quindi 80 totali. Se tu fai una visita, mettiamo che accetti a Motta, poi hai bisogno degli accertamenti, cosa fai? Devi tornare a Motta perché devi farti vedere lo stesso medico che ti ha visto la prima volta, per cui io questo non capisco, cioè se ci sono due ospedali con un bacino d'utenza diverso, cioè Treviso ha un bacino d'utenza di, facciamo un'ipotesi, 100 pazienti, Motta ne ha 25. Cosa facciamo? Prendiamo i pazienti da Treviso e li mandiamo a Motta o potenziamo il personale di Treviso e Motta, diciamo così, a Motta lasciamo il personale sufficiente per il bacino d'utenza che ha ed eventualmente se ci sono delle urgenze? Invece no, noi spostiamo, al posto di spostare una decina di medici, faccio sempre numeri a caso, spostiamo 100, 200, 300 persone che vanno a Motta, quindi inquinano quando poi appunto si cerca sempre di usare meno l'auto, usare più la bici, no, mandiamo i pensionati che si fanno accompagnare dei figli che devono chiedere permesso al lavoro, eccetera, a Motta, perché la legge dice che ovunque sia all'interno della provincia è garantito la visita, diciamo così. Non è così semplice, anche qui secondo me ci dovrebbe essere una correzione del servizio. Vi ringrazio, vi saluto. Grazie a te Sandra, prego Sindaco Zottarelli. Sì, quello che intendevo infatti è la logica, non importa dove ti mando, tra pubblico, lo riferivo tra pubblico e privato, proprio per evitare i lunghi spostamenti. È fondamentale infatti cercare di essere il più possibile vicino alla propria residenza, soprattutto per le persone di una certa età. Quindi intendevo proprio questo. Quanto al ragionamento che è qualcosa che facciamo sempre, cerchiamo di tenere le persone seguite da una certa struttura e che sia sempre quella, evitando che debba spostarsi in molti luoghi. Ci scontriamo con la realtà del personale attualmente presente, perché il problema di fondo è proprio che manca il personale. C'è stata una cattiva programmazione a livello nazionale e regionale di conseguenza che ha portato a trovarci in una situazione in cui abbiamo pochi medici, da quelli di famiglia a quelli specialistici, e che quindi vengono concentrati per farli lavorare e poter dare più risposte possibili ai cittadini in tempi il meno lunghi altrettanto possibili, però oggettivamente mancano figure e la necessità quindi di far spostare il paziente è legata anche ai tempi morti che altrimenti avrebbe il sanitario costretto a spostarsi in diversi luoghi. Quindi la mia riflessione era legata a questa situazione di emergenza e di contingenza che andrà a risolversi quando avremo i nuovi medici da poter inserire nel mondo del lavoro e che sono attualmente in fase di formazione, perché finalmente anche le università hanno aperto a numeri maggiori di potenziali studenti prima e medici poi. È giusto quello che dice la signora, solo che si scontra con una realtà assolutamente di urgenza che fa appunto a botte in qualche modo con quello che segnalava l'altra signora, ossia ho il marito che ha i dolori e non posso trovare la risposta. Quindi il mio ragionamento è legato pubblico-privato in sintonia, il più vicino possibile chiaramente, ma tenendo conto di questa realtà. È chiaro che non si può considerare questa una situazione di normalità e alla normalità va fatto come chiedeva la signora, cioè avere la possibilità di andare in una struttura
molto più vicina e avere tutto e non dover poi andare a spostarsi in altre realtà. Sì, però vede Sindaco, il problema è che il cittadino è stanco di sentire cattiva programmazione, perché cattiva programmazione vuol dire passare sempre il cerino da un'altra parte. No, c'è una cattiva programmazione da anni, si potrebbe aver risolto molti problemi, invece non si vuole investire, tanto è vero che si parla ancora di tagliare sulla sanità. Allora c'è qualcosa che non torna, l'hanno detto i medici qui, i chirurghi, ecco, c'è un problema enorme di tagli continui alla sanità. Paola, perché poi anche questi incidenti, ecco, praticamente poi c'è un costo anche nella sanità, perché abbiamo dei numeri di incidenti stradali dall'inizio dell'anno che sono veramente incredibili, o sbaglio? Qualcuno dovrebbe pur pensarci che bisogna intervenire con delle regole ferree e severe. Quello che stai dicendo tu, anche con la certezza della pena, anche col braccialetto elettronico, col vietare l'uso del cellulare all'interno delle macchine. È inutile dire si può fare qualcosa in meno. No, si deve togliere l'alcol, alcol zero ad esempio, non si beve quando si guida, lo fanno pure in altri paesi, nessuno si toglie i capelli di testa. Cosa vuoi dire, Paola? Infatti adesso allora cosa hanno fatto nel codice della strada? Alcol lock a chi è recidivo. Ma dov'è la prevenzione? Ma la prevenzione è prima che capiti, quindi alcol lock per tutti, alcol zero tutti, basta. Chi guida non deve aver bevuto. Basta. Ma vedi che non lo fanno, il problema è questo, perché non è che devi programmare, devi fare, devi intervenire, devi fare prevenzione, come hai detto giustamente tu, perché se non fai la prevenzione è inutile dopo diventare recidivi, perché non c'è il passaggio intermedio che è la prevenzione. Sì, ma perché su questo non devi programmare proprio un bel niente, non devi mettere la norma, allora è inutile sentir parlare, hanno sbagliato la programmazione, adesso devi intervenire. Sì, ma qui la programmazione era il calcolo del numero dei medici che ci servivano, lì hanno sbagliato e quindi anche le università hanno formato meno medici di quelli che servivano, ma non è che e in una parte se ne sono poi andati all'estero. Ma Sindaco, non è che hanno sbagliato, lo sapevano benissimo che se i dati di nascita non hanno voluto intervenire perché si va verso una sanità privata che costa, la pubblica... Anche là però ti serve il medico, se non c'hai il medico sei sempre fregato. Il punto è che abbiamo sbagliato proprio come paese anche ad accettare questa situazione, perché tra l'altro abbiamo anche molti dei nostri giovani che si laureano qui in medicina e vanno a lavorare all'estero. Ma sì, ma il sindaco, ma si è investito nelle strutture, abbiamo delle strutture nuove, non abbiamo il personale dentro. E allora sindaco, questa è la programmazione che hanno fatto, investire nelle strutture perché c'è un business pazzesco sotto. Paola Conte, vai. E continuano anche. E continuano, Paola. Quello che ti dica, cioè perché a volte o i nostri governanti sono veramente stupidi, ma molto stupidi, perché abbiamo detto tante volte che la prevenzione costerebbe molto meno e se no ci dicano perché fanno questo, perché non ci danno delle risposte, perché non hanno rispetto di noi familiari che andiamo, che ci sgoliamo, perché sappiamo che non vogliamo che agli altri capiti quello che è capitato a noi. Eppure non hanno rispetto neanche di questo, no? Vanno ai funerali, fanno le condoglianze. No, beh, devi essere anche famoso per avere il politico al funerale, a parte i sindaci che veramente dobbiamo dire che sono i primi che veramente si spendono su questo, ma si parlava prima con Del Vecchio che ha portato alto l'onore dell'Italia, il nome dell'Italia, ecco, si diceva prima con Rinaldo, c'è la commemorazione, ma se non sono neanche andati ai funerali, cosa ha avuto Rinaldo che commemora Del Vecchio? Pensati, neanche al funerale non sono andati, una vergogna italiana questa. Paola, un'altra cosa importante che volevo sentire da te è come quando vai nelle scuole oppure quando fate queste importanti sicurezze nelle strade, come reagiscono i giovani, cosa dicono i ragazzi, i bambini, perché voi lo fate con varie età, prego. Sì, guarda, l'ultima uscita che abbiamo fatto sono andati proprio i nostri giovani, c'è stato questo evento a Riese, Avis Live, un evento musicale, quindi era opportuno andassero i giovani, che parlassero con i giovani. E mi hanno detto che sono stati molto soddisfatti dei confronti che hanno avuto, perché capiscono l'importanza delle regole, della responsabilità
E nello stesso quando io vado nelle scuole e ho ancora il coraggio di andare, perché sono i loro messaggi e quello che loro mi dicono, che dicono ma bisognerebbe che questi incontri li facessero veramente tutti per capire quanto presto, per delle sciocchezze che la vita cambia a chi non c'è più, ma cambia alla famiglia, agli amici, a tutti. Quindi le persone chiedono questo, sa che c'è questo bisogno, però come hai capito la politica non risponde. Io vorrei veramente un confronto per dire perché non lo fanno. Sì, ma quello che non si riesce a capire è che c'è una politica di politicanti e c'è una politica di politici, perché ce ne sono anche all'altezza della situazione, non è che dobbiamo sparare nel mucchio. Però quelli che sono all'altezza della situazione ci fanno venire dei dubbi a questo punto. Perché non ascoltare queste associazioni che hanno perso dei familiari e che questo dolore non si rimarginerà più, che stanno cercando veramente di aiutare a costo zero, sono associazioni di volontariato per migliorare la sicurezza e la qualità della vita. È questo che non torna, Paola, perché la risposta che viene poi in automatico è: se c'è business mi interessa, se non c'è business non mi interessa. Qual è il problema? Perché devo andare là? Perché mi devo confrontare? I politici nelle scuole, quando fai questa prevenzione importante, non ci sono esclusivamente i sindaci. Qualche volta qualche assessore, se percosse sei in campagna elettorale, oppure un taglio di nastro importante, perché è un taglio di nastro dove coinvolge delle personalità, perché è la verità, l'abbiamo visto. Non si può continuare così, perché questi ragazzi stanno aspettando delle regole, loro vogliono le regole, lo hai detto tu stessa, loro sanno. Non ho sentito, c'è qualcuno in linea? Silvana di Biancade, ciao Silvana. Silvana di Biancade proprio. Volevo parlare con la sindaca lì. Eccola qua. Con la sindaca di Roncade. Vai Silvana. Io sono da Biancade. Stia a sentire, ho 84 anni, mio marito 85, è in carrozzina mio marito, e stia a sentire, ho fatto 2 mesi dell'ospedale l'anno scorso, giugno e luglio. È venuto il medico quando è venuto a casa per dirmi delle medicine. Non ho più visto nessuno, io parlo per telefono, le ho chiesto potete venire a vederlo qualcosa, no? Non ho visto mai un medico. Volevo chiedere, ma non sono obbligati a andare una volta al mese a guardare questi anziani? Cara. O no? Posso risponderti? Perché ancora ho la mente abbastanza buona, perché i figli, ho mia figlia ma non è qui vicino, non è da vicino e lavora, ha 2 figli. E mio figlio lo stesso ma lavora lontano, forse lei lo conosce anche mio figlio. Va bene Silvana, non fare i cognomi, aspetta un attimo che adesso il sindaco ti risponde. Prego. Perfetto. Zottarelli. Allora Silvana, lei ci chiami in municipio e anche fra un'oretta e che allora arrivo, prendo il nome e sento anche chi è il medico e vediamo di metterci direttamente in contatto. Facciamo una roba più semplice, sindaco, se mi permette la Silvana, che diamo noi altri il numero diretto di Silvana, che così quando esce allora faccio Silvana. Così Silvana la chiamo io direttamente, ci parliamo e vedo di sentire il suo medico di famiglia, perché per essere inserite, è vero che c'è la programmazione una volta al mese, vengono però inserite dei medici su richiesta del medico di base autorizzati dall'ULSS, ma vediamo di capire la situazione nel concreto e di arrivare al risultato necessario. Anche perché parliamo di 84 Madonna, sì, anni, ma ho presente la cosa, perché mio marito è medico di base, quindi di famiglia, quindi conosco le situazioni. Perciò Silvana in mattinata il sindaco Zottarelli la chiamo io direttamente. Grazie se mi date il numero. Sì, poi quando esce in regia le daranno il numero. Allora, un'altra cosa importante però, sindaco, è che forse dobbiamo unire il mondo del volontariato. Ecco, questo è un altro tipo di ascolto, nel senso che noi siamo in tanti, tantissimi,
però non siamo uniti, siamo divisi. Rimanendo divisi, ci mettiamo anche la burocrazia e la privacy, noi riusciamo ad arrivare alle persone che hanno bisogno. Ci sono talmente tanti campanili anche nell'associazionismo che questo deve cessare, perché io dicevo anche a un albergatore, perché non prendere anche il mondo del volontariato, visto che abbiamo associazioni di tutti i tipi, per fare un servizio di sicurezza al cittadino, magari che esce, che va a pranzo o a cena fuori, nell'arrivare alla propria macchina. Questo dovrebbe avvenire anche nei paesi, però con associazioni di volontariato mirate, penso agli carabinieri in congedo, ne abbiamo di tutti i tipi. Ecco, perché si fa poco questo, Sindaco? Perché lei hai detto tu stessa, per campanilismo, perché poi c'è le umane invidie e gelosie e noi che ci siamo nel mezzo come amministratori dobbiamo tenere questi, quelli, capire, perché alle volte sono anche questioni di natura personale o altre volte è ciascuno cura il suo orticello ed è piuttosto geloso del proprio orticello, e sono d'accordo con te, in tutte le associazioni bisognerebbe avere questo spirito di guardare oltre, cioè abbiamo quel fine, il fine è più importante delle singole persone, anche perché noi percorriamo un tratto di strada su questa terra, ma ci saranno altri dopo. Le finalità e le necessità rimangono sempre, quindi dobbiamo superare. Per quanto mi riguarda, massima disponibilità in questo senso, e noi cerchiamo di metterle anche attorno al tavolo. Molte di queste situazioni le avevamo vissute anche nel nostro territorio e le abbiamo viste stemperarsi. Bisogna avere anche la volontà di farlo, cioè di poter guardare oltre. Ma è indispensabile, perché è inutile farsi la guerra tra volontari, tanto più che molto spesso il volontariato è un mondo ricchissimo ma anche preziosissimo, e il quale surroga alle volte le assenze delle istituzioni, ma non si può caricare di cose che non sono le sue. Cioè, queste persone che appunto sono volontarie va il massimo di rispetto, di attenzione e di aiuto. Quindi da parte mia, ma anche penso di tutti i colleghi, anche all'interno della conferenza dei sindaci, siamo sempre molto disponibili e vi possiamo dare una mano. Quindi se noti questo tipo di difficoltà che ce le segnali, cerchiamo di intervenire. Ma chiaro, certo che le segnalo, perché io ho associazioni di volontariato che hanno detto qua pubblicamente davanti alle telecamere: ci sono dei tavoli di concertazione anche sulla sicurezza che potremo intervenire e nessuno ci dice niente. Eppure siamo iscritte, perché abbiamo fatto l'iscrizione, perciò doverosamente dovremo essere invitate. Questo non succede perché c'è qualcosa nella macchina infernale che non coincide. Perciò se fai parte di un'associazione politicamente vicina a qualcuno sei invitata, se invece non fai parte o perché non sei simpatica, così hanno detto giustamente, e invece noi dovremo essere invitati, poi sta a noi decidere se partecipare o no. Allora andiamo a vedere un altro video di Paola Conte, Blackout. Aprile 35. Mi chiamo Carlos Rubio, ho 30 anni e da 2 anni, 1 mese e 15 giorni sono in carcere. Sono qui perché ho quasi ucciso 2 persone e una terza l'ho ammazzata. Era un mio amico, Juan Antonio. Insomma, con l'alcol andavo più veloce del normale, stavamo tutti ridendo, ero distratto. Ho sbandato in curva e ho fatto un frontale. Pensi sempre che a te questo non succederà, che hai il controllo, che sono solo 2 bicchieri. E invece sì, può succedere anche a te. Se bevi e poi prendi la macchina, quando esci da un locale, la stessa cosa può succedere a te.
ammazzato il mio amico, ho mandato una persona gravemente ferita all'ospedale. Ho quasi perso una gamba, ho perso il lavoro, ho perso mia moglie. E dovrò pagarne i danni per tutta la vita. Mi hanno chiesto di parlare con voi da qui, dal carcere, e lo sto facendo. Non voglio rovinarvi la festa o roba del genere, ma se questo può servire a salvare la tua vita o quella di un'altra persona, ne sarà valsa la pena. Grazie. Allora Paola Conte, grazie per questi video che fanno molto riflettere. Come vuoi salutarci Paola? Io continuo a sostenere che bisogna anche chiudere i ranghi e non è possibile aprire associazioni ogni volta che muore qualcuno. Ci sono già le associazioni, uniamoci e facciamo funzionare quelle che funzionano bene e che sono strutturate, o sbaglio Paola? Sì, assolutamente, è questo. Cosa vuoi? Noi vorremmo delle risposte, veramente un confronto con questi politici perché non ci ascoltano. Perché insomma vediamo dalle risposte che non hanno capito cosa sia la prevenzione. E sì, che l'avete spiegato bene, Allora vorrei veramente un confronto, l'ho chiesto ancora Mirella, anche magari con te, una serata con dei politici di varie correnti, per dire ma sapete cos'è la prevenzione? Perché non ci ascoltate? Cosa dobbiamo fare ancora? Guarda, ti prometto che faremo un convegno a Villa Margherita, l'8 luglio lo farò sulla violenza di genere, ti prometto che la prossima inviteremo anche i sindaci, poi chi c'è, inviteremo i politici, chi ci sarà, noi li inviteremo e faremo questi confronti perché veramente la prevenzione parte anche dal dialogo. Grazie, grazie a Paola Conte, prego Zottarelli. Posso avere anche il numero Sì, poi della diamo tutto a Paola, io perciò con Paola non ho problemi di dare i numeri. Mi è proprio piaciuto il modo con cui si pone e credo che potremmo avviare, se anche da parte sua ci sarà la disponibilità, una collaborazione anche nel nostro territorio. Mi fa molto piacere. Come ci saluta Sindaco Zottarelli? Vi saluto dicendo mai demordere, mai perdere questa capacità e di segnalare e di essere propositivi come è stata la signora Paola. Non ha solo posto il problema, ha anche suggerito come si può risolvere e quindi in tutte le sedi bisogna portare avanti queste istanze. E vanno chiamati tutti, come giustamente dicevi tu. Non può essere che chiamo l'amico dell'amico. No? Gradito o sgradito, il confronto va fatto con tutti e questo è assolutamente doveroso. Anche perché più idee, più sinergia certo, e più appunto nessuno di noi ha verità in tasca, si quindi può il risolvere confronto qualcosa assieme. Grazie, grazie anche al sindaco. Grazie anche ai telespettatori che appunto Grazie sindaco, grazie a Pieranna Zottarelli, sindaco di Roncade. Ciao Paola Conte, ci sentiamo adesso, do i tuoi riferimenti al sindaco. Grazie, pubblicità. E vi presento altri graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza il dottor Altin Staffa, specialista in neuroradiologia interventistica vertebrale d'ospedale Canfoncello di Treviso, assieme a, prego dottore? Zanatta. Dottor Roberto Zanatta, specialista in neurochirurgia vertebrale dell'ospedale Canfoncello di Treviso. Qua devo ringraziare sempre il direttore Giorgio Benazzi che mi vuole molto bene perché lascia che questi medici vengano a parlare, questi chirurghi, ecco, informarvi cosa succede, cosa ha fatto la ricerca, la scienza, la tecnologia messa assieme. Allora iniziamo proprio col dottor Staffa. Dottore, com'è la situazione? Perché si parla sempre di mala sanità, una sanità cattiva, invece noi dobbiamo guardare anche l'altra faccia della medaglia che è una sanità eccezionale per quanto vi riguarda. Prego, dottor Staffa. Guardi Mirella, fa più rumore un albero che cade che non un bosco che cresce, per cui lo sappiamo molto bene che i fenomeni sono più complessi di quello che sembrano, però bisogna dire che sicuramente dal punto di vista tecnologico possiamo contare di recente su uno sviluppo mai visto prima.
Quello che è successo negli ultimi 20 anni ci ha dato la possibilità di fare cose che prima non era possibile fare. Se questo viene traslato in un contesto organizzativo sicuramente molto complesso, però anche che agevola molto tutti noi che stiamo cercando di fare cose nuove, allora i risultati non mancano. Dopodiché siamo imperfetti, perché questo è un mestiere basato da umani che curano umani, e allora diciamo l'imperfezione è parte della cosa, però è un contesto in continuo sviluppo dove si possono fare sempre cose nuove. Ma soprattutto anche questa volontà di aprire nuovi orizzonti. Ecco, io dico sempre che diventeremo dei robot, perché cuori artificiali di acciaio. Io ho avuto anche delle eccellenze in trasmissione, cioè c'è tutto un meccanismo che ci fa capire che veramente la ricerca, se veramente si investe nella ricerca con la scienza e la tecnologia, si possono fare dei passi da gigante, cose impensabili fino a poco tempo fa. L'ha detta lei adesso, però dobbiamo anche sapere. Ecco, forse si sa troppo poco di quello che succede. Per questo io invito, per parlare, per far capire, ecco, l'importanza di conoscere, perché c'è anche meno paura, perché tutti sono terrorizzati dal mare, dalle operazioni, dagli interventi. Prego, dottore. Sì, ha proprio ragione, c'è bisogno di condividere anche con un linguaggio magari un poco più semplice, perché noi siamo abituati sicuramente a descrivere le cose tecniche tra di noi, quello che facciamo tra colleghi in congressi, in convegni internazionali o nazionali, però bisogna anche avere la possibilità, attraverso un linguaggio semplice, di spiegare alle persone quelle che non sono semplicemente dettagli tecnici, ma sono possibilità di cura alla fine, perché è di quello che stiamo parlando. Ma possibilità di cura, però ci sono questi intasamenti, diciamo così, queste sale operatorie che non sempre danno dei risultati perché non c'è il tempo di curare tutti. Sono interventi importanti. Com'è la situazione per quanto riguarda il suo settore, dottore? Beh, allora, si può dire certamente una cosa: avremo bisogno di più persone a imparare le cose che stiamo facendo, a darci una mano e a fare tutte le cose che oggi sono fattibili, per cui se c'è qualcuno in ascolto di medici giovani, allora nell'ambito delle tecnologie nuove, in questo contesto, neuroradiologia interventistica, la chirurgia vertebrale dei colleghi, si può fare tanto, ed è un bel settore dove investire dal punto di vista professionale, dove vedere dei risultati molto importanti, per cui sì, stiamo lavorando tanto, siamo in pochi, i pazienti sono tanti, noi abbiamo bisogno di nuove leve. Dottor Zanatta, si può parlare di una nuova programmazione forse, ecco, cambiare programmazione, capire quali sono le necessità, le esigenze, perché io ho molti ragazzi, molti giovani, anche studenti, che loro sono intrigati, loro vogliono capire, però vogliono collaborare, cioè diventare più operativi, diciamo così. Tanto è vero che nessuna scuola è meglio della scuola della sala operatoria, dell'ospedale, inutile che ce la raccontiamo. Là è dove impari. Cosa dice, dottor Zanatta? Sicuramente ha ragione, le cose rispetto a quando ho cominciato io 30 anni fa sono decisamente cambiate. All'inizio la tendenza ad insegnare, anche se pure fossimo una scuola universitaria, era un po', sottostava un po' alla gelosia del chirurgo. Adesso gelosie ce ne sono molto meno. I ragazzi... famosi baroni c'erano. Sì, si magari non chiamavano a così, Treviso, dottor però... Zanatta, lo dico io, si chiamavano baroni, non andavi neanche vicino. Prego, dottor Zanatta. No, adesso i ragazzi giovani imparano molto volentieri, velocemente, anche perché chi è lì che li segue ha anche voglia di insegnare e trasmettere quello che sa. Soprattutto per in un futuro, quando qualcuno non ci sarà più, deve pure esserci un proseguimento del know-how, del sapere, insomma. Sa, dottor Zanatta, io ho avuto il dottor Benazzi ospite diverse volte, ma l'ultima volta che l'ho avuto ospite è molto arrabbiato quando sente parlare del nome Dottorini. Lui si è proprio arrabbiato, ha detto: volete rendervi conto che sono dottori a tutti gli effetti, che hanno fatto una specializzazione? E devo dire che quando li ho ospiti sono anche molto bravi e preparati, sono preparatissimi, e anche molte donne. Cosa dice il dottor Staffa? Sono assolutamente d'accordo. I suffissi diminutivi sono un po' abusati, e allora bisogna rendersi conto che i cosiddetti dottorini, che non bisogna chiamarli così, hanno fatto 6 anni di laurea, 4 o 5 anni di specializzazione, significa 11 anni passati a studiare e prepararsi
a capire tutto quello che si può fare in medicina, almeno in una certa specialità. Per cui chiamarli dottorini significa mancarli di rispetto, e le parole sono importanti, perché se impariamo a usare le parole giuste in contesti giusti, questo è già il primo passo del rispetto e anche il primo passo verso il giusto valore delle cose, perché è il nome che definisce il concetto. Sono medici. A tutti gli effetti. A tutti gli effetti. Forse questo si riscontra di più, e purtroppo noi abbiamo una popolazione di diversamente giovani, perché non sono stati abituati a questo, cioè non sono cresciuti anche con l'informazione a un cambiamento generazionale. Tanto è vero che io quando telefono parlano sempre del vecchio medico di famiglia che mi curava in maniera diversa, mi ascoltava, adesso mi sento un numero, non mi fido del dottorino, è troppo giovane, non invece conoscendo che quel dottorino invece ha un'esperienza e si è fatto una specializzazione che è molto valido. Ecco, per questo io vi invito, per parlare a queste persone che devono fidarsi, se no diventiamo tutti Novax, diciamo, delle sale chirurgiche, perché abbiamo paura, perché non conosciamo, non ci fidiamo. Invece ascoltandoli e vedendoli, specialmente anche molte figure femminili, fanno capire che le cose funzionano in maniera diversa. Cosa dice dottor Zanatta? Assolutamente, è che sicuramente alle spalle dei cosiddetti dottorini c'è sempre qualcuno che li supporta, qualcuno con esperienza. È ovvio che chi si è appena laureato e specializzato non può avere l'esperienza di chi ha una trentennale attività in una sala operatoria. Però è giusto che chi ha appena iniziato metta le mani direttamente sul campo operatorio per capire le difficoltà, e chi è vicino, seppur non lavato, nel senso non è sterile, è lì per supportare anche psicologicamente chi fa l'intervento, dicendo no, guarda, stai attento, è sbagliato, fai così, e procedi in questo senso. Cioè è una squadra che si muove assieme, è un team. Deve essere così. Deve essere così. E dovete fidarvi. Allora andiamo a vedere anche il video per capire anche di cosa stiamo parlando, perché qualcuno a casa, dai Mirella, fammi vedere qualcosa, e fortunatamente abbiamo un video. Andiamo a vedere e poi lo commentiamo. Mandalo che noi ci parliamo sopra. Chi lo commenta questo video? Commenta lei, dottor Staffa. Sì, allora, si tratta di un dispositivo nuovo a livello internazionale, è stato utilizzato per la prima volta circa 12-13 anni fa, e che noi abbiamo iniziato a utilizzarlo 6 anni fa. È quello che stiamo vedendo? Esatto, serve ad aggiustare in un modo innovativo le fratture vertebrali, senza la necessità di fare tagli grossi. Sostanzialmente questo che vedete viene introdotto attraverso un taglio di pochi millimetri. Dentro al corpo vertebrale vengono inseriti 2 piccole protesi espandibili, si chiamano appunto dispositivi intrasomatici, cioè dentro al corpo vertebrale, espandibili, permanenti, perché poi dopo devono rimanere dentro alla vertebra in modo da dare sostegno alla vertebra da dentro. In più, una volta che questi dispositivi vengono introdotti, si deve anche inserire del cemento osseo in modo da consolidare ulteriormente la frattura vertebrale. Ecco, se vogliamo utilizzare una parola che rende molto l'idea, si tratta di un cemento armato. Dentro alla vertebra si crea un'impalcatura metallica in titanio che supporta, rialza la vertebra crollata. Questo permette sia un ripristino della morfologia, della forma di quella vertebra, ma anche il ripristino della forma, della curvatura di quel segmento vertebrale. Significa che c'è il movimento, la forza portante, il respiro che cambia, che migliora. Ecco, qui in questo momento stiamo vedendo quello che succede dentro alla vertebra quando vengono espanse queste protesi. Appunto serve quando bisogna correggere, curare delle fratture vertebrali.
Allora, dottor Staffa, quello che noi vediamo poi sono anche le degenze, soprattutto poi questa fisioterapia che dovrai fare, quanto importante è, perché poi ci deve essere un supporto. Certo, assolutamente. E come siamo presi dopo? Perché sembra che non ci siano, anche qua ci siano dei numeri molto inferiori a quelle, alle esigenze che si dovrebbero avere in fatto di specialisti. Prego. Guardi Mirella, allora, la medicina è un lavoro di gruppo. Nessuno può fare nulla da solo. Non esiste il medico di talento, esiste il medico che lavora in un gruppo che funziona. Per cui, così come in questo contesto noi stiamo discutendo il lavoro perfetto che siamo riusciti a instaurare negli anni tra neuroradiologi interventisti e neurochirurghi vertebrali, ma questa è solo una parte dell'equipe. Come giustamente lei ha detto prima, c'è tutta la parte della riabilitazione, per cui un vasto, importante servizio di riabilitazione post-operatoria che è sia ospedaliero che territoriale. Che è fondamentale poi su interventi del genere. E qua è perché se io, vede dottor Staffa, è là il problema che voglio capire e cercare anche che qualche politico riesca a risolverlo, perché sono loro che sono nella stanza dei bottoni. Io posso essere anche operata bene da tutta questa squadra, però dopo ho bisogno del dopo, il dopo che mi supporti nella riabilitazione. Io le parlo perché sto seguendo un caso con un avvocato di questo ragazzo che veramente non si muove e la mamma in sedia a rotelle e hanno le massime cure da parte di chi di dovere, però poi questa riabilitazione non viene fatta. E allora tutto questo lavoro a monte, queste operazioni, tutti questi interventi sono andati bene, ma dopo cade il pero perché non ho la riabilitazione e mi blocco, o sbaglio? Certo. Quanto importante è la riabilitazione in questo tipo di interventi? È fondamentale, e dicendo questo non diciamo nulla di nuovo, però guardi Mirella, è importante anche capire una cosa, noi tutti sappiamo qual è il flusso di lavoro, ma quello che dobbiamo sottolineare ogni volta è che per fare tutto e bene c'è bisogno di persone. E io lo voglio ripetere, per fare tutto e bene c'è bisogno di persone, c'è bisogno di medici e in questo momento dei medici non ce ne sono. Quindi per fare la parte chirurgica c'è bisogno di chirurghi, per occuparsi delle nuove tecnologie in ambito di neuroradiologia interventistica c'è bisogno di neuroradiologi interventisti, c'è bisogno di fisiatri. E la sanità italiana, la sanità veneta ha dentro di sé delle competenze di altissimo livello, però in modo che queste competenze diventino fruibili per tutta la cittadinanza c'è bisogno di medici. Per cui siamo in attesa che le cose migliorino con i nuovi specialisti che arriveranno a partire dal 2024, si dice. 2025, ma in attesa cerchiamo di fare il nostro meglio anche sotto forte pressione, perché va detto. Va detto anche perché io ho avuto ospite il dottor Avruscio, che è il presidente dei chirurghi italiani, il quale ha detto proprio davanti alle telecamere: qui bisogna cambiare registro, bisogna veramente che qualcuno inizi a capire che noi abbiamo bisogno di certezze. E la certezza ce l'hai se hai le figure. È inutile fare le strutture. Io dico sempre, dottor, ma tante volte, dottor Staffa, che a me non me ne può fregare niente di avere il letto d'oro. Ho detto anche al direttore Benazzi, io voglio un bravo medico che mi curi, voglio un bravo infermiere, ecco, non me ne frega niente della struttura d'oro, io voglio il personale che sia specializzato e preparato. Cosa ne pensa, dottor Zanatta? A parte, come diceva il team della ricerca dei chirurghi, noi siamo carenti di tutto il personale che è paramedico, che è fondamentale. Paramedico e anche dal punto di vista della terapia, quindi il fisioterapista. Sarebbe auspicabile, io l'ho sempre detto, dare al paziente confezionare un pacco completo, cioè si prende in considerazione dall'interventistica radiologica, dalla chirurgia, e poi lo si segue completamente fino alla sua dimissione e anche post dimissione con le terapie. Per fare questo dovrebbe esserci un'unità singola, cioè nel senso che collabora con il fisioterapista, il chirurgo, il radiologo, l'urologo, quelle che una volta si chiamavano unità spinali, che adesso hanno altri termini, però confezionano un pacco completo e il paziente è seguito dall'inizio fino alla fine del percorso. Secondo lei, sentendo anche le parole che ha detto il dottor Staffa, ci sono queste figure, questi specializzandi,
oppure bisognerebbe impiegarli di più all'interno degli ospedali, delle sale operatorie? Perché io sono convinta che, quando io dico sempre i giovani, voglio essere intrigati. Cioè il teorico comincia a dare un po' fastidio. Loro vogliono provare, sbagliando, per carità si può, ma ci siete voi davanti che insegnate, forse più specializzanti all'interno degli ospedali, delle sale operatorie. Cosa dice, dottor Staffa? Ma guardi, anche questa, certo che non può non essere così. Bisogna però ricordarsi che è anche una questione di responsabilità, una questione di responsabilità non solo medico-legale, ma una questione di responsabilità morale. È una parola che sta diventando desueta, ma è una parola fondamentale per quello che riguarda soprattutto il nostro mestiere. La voglia di fare è il primo passo verso il miglioramento. Il buon maestro accanto è il secondo passo, dopodiché col passare del tempo ci deve anche essere una struttura personale che ti manda avanti nella direzione giusta, però il ricambio generazionale è impossibile senza gli specializzanti. Treviso è da tanto tempo ormai sede di una rete formativa in tante specialità, anche in ambito neuroradiologico da poco è entrata nella rete formativa dell'Università di Padova. Stiamo pian piano raccogliendo specializzandi con l'intenzione di farli innamorare alla nostra specialità. E siamo in grado di farlo, però abbiamo anche bisogno che vengano da noi. E basta andarli a prendere, secondo me, che qualcuno vi lascia andarli a prendere. Bisogna fare talent scouting, come fanno per i calciatori. Stessa cosa, ma ci arriveremo un po' alla volta, perché vedo che c'è questa buona volontà, specialmente da parte di direttori generali, di spingere. Ecco, sono forse quelli che vengono più ascoltati, devono essere ascoltati, perché sanno le esigenze del territorio, sanno di cosa hanno bisogno. Ecco, l'Europa delle volte mette dei vincoli, ma che me ne frega della sala cardiochirurgica, se qui da noi ne abbiamo 18, in Francia ce ne sono 2, lasciali fare in Francia, a me serve altre cose. Ecco, qua dobbiamo capire che forse i nostri parlamentari europei, forse di guardare la zucchina più lunga, devono guardare quello che veramente serve, perché giustamente uno non può sapere cosa hai tu nel territorio, è un lavoro di squadra anche là. Dottor Zanatta, ma lei come vedi questi giovani? Ecco, perché, come ripeto prima, io li vedo molto preparati, molto attenti, però bisogna intrigarli, e voi siete qui anche, come diceva giustamente il dottor Staffa, per fare anche un appello, intrigare di più. Guardi che questa trasmissione è vista da tutti e dappertutto, perciò se deve chiedere qualcosa, chieda. Ecco, cosa volete per intrigare questi giovani? Cosa avreste bisogno? Guardi, secondo me i giovani sono già intrigati, almeno le ultime generazioni che abbiamo, perché io li vedo molto motivati. Ecco. Molto motivati, vengono soprattutto nel nostro reparto o nel suo reparto, con le idee chiare, primo, e sono coinvolti in molte attività, vengono mandati all'estero, fanno delle sessioni, dei master. Che è anche un bene, diciamo, perché si apre la mente a altre realtà. Fanno dei master di chirurgia anche su cadavere, cose che un tempo era impensabile. Quindi io vedo che le ultime 3-4 tornate, fra virgolette, di specializzanti che abbiamo avuto, e quelli che ci sono adesso sono veramente dei bravi ragazzi che hanno voglia di imparare. Avete sentito? Dovete credere nei giovani, sono il nostro futuro, guardate che sono bravi, non guardate gli esempi negativi, sentite le parole anche di questi esperti, sono loro che li vedono e che sanno e che vedono quanto preparati sono. Abbiamo Stefania da Schio. Ciao Stefania. Ciao Mirella e buongiorno ai professori e ai dottori. Volevo dire, no, una volta arrivare a essere un medico o anche un infermiere, lavorare nella sanità era un privilegio, cioè chi aveva un figlio medico, un infermiere erano più che felici, diciamo, no? Facevano di tutto purché entrasse nel mondo del lavoro. Adesso mi sembra impossibile che sia solo questione che non trovano personale. Secondo me è anche una questione economica, cioè che non vogliono pagarli come bisogna pagarli, i medici. Cioè siamo tutti d'accordo che i soldi che guadagnano sono meritati, voglio dire, molto di più di quelli che guadagnano i politici. Un medico, per quanto è pagato, è sempre giusto, secondo me, perché se fanno il loro lavoro con coscienza, con dedizione, non sono mai pagati abbastanza.
che non sia anche veramente una questione economica, che lo Stato non vuole tirare fuori i soldi per questi medici, perché se vai nel privato ce ne sono a bizzezze, però io sinceramente se devo spendere i soldi li spendo nel pubblico, non nel privato. Vado perché sono costretta purtroppo, se no devo aspettare mesi e mesi, ma io sono per il pubblico sempre. Magari vogliono, secondo me com'è anche nelle industrie, no, persone già qualificate, specializzate, che sanno già fare il loro lavoro per poter non perdere tempo e metterle subito all'opera. Ma ritorniamo al stesso discorso che se nessuno nasce imparato bisogna spiegare, perché la teoria è una cosa, ma dopo ci vuole la pratica. E quella, se non ti danno l'opportunità di farla con qualcuno vicino che ti aiuta, che ti corregge se sbagli. Cioè, non penso che quelli che sono bravi adesso sono nati bravi. Lo sono diventati con l'esperienza, con maestri vicino che gli hanno spiegato, insegnato. Bisogna aiutarci per migliorare. No, pretendere che un giovane finito di laurearsi riesca già a fare un intervento da solo. Ecco, secondo me alla base c'è sempre questo problema dei soldi, perché un po' di dignità anche per il lavoro, insomma, che fanno. Io sono un OS e so quanto sacrificio ci vuole per fare anche il mio lavoro. Ecco, volevo un parere anche dei medici, se anche loro magari la vedono come me. Grazie Mirella, adesso ti buona risponderanno giornata. subito. Grazie Stefania per queste riflessioni che hai fatto ad alta voce. Sì, è vero anche quello, non c'è solo un fatto economico, ci sono più cose che non funzionano. Una cosa bella che hai detto, che il popolo si fida del pubblico, non c'è niente da fare, tanto è vero che gli interventi si faranno nel pubblico, di sicuro non nella sanità privata, l'intervento non verrà realizzato, ricordatevi questo, non dimenticatelo. Ecco, come commenta dottor Zanatta? Per cui ci sono delle lunghe liste d'attesa, esatto, perché la gente si fida del pubblico, è inevitabile. Più la gente si fida di una struttura pubblica, più la lista di attesa si allunga, perché arriva sempre più gente che ha bisogno o di intervento o della visita o di quello che è, insomma, o della TAC o di una diagnostica, ed è normale che le liste di attesa si allunghino quasi, non dico all'infinito, però ecco. Ma quello che voglio dire è che mentre una volta, per carità, è giusto l'adeguamento economico, adesso non entro in... Ma non solo quello, diciamo. Sì, non finiremo più. Non solo però quello. mentre una volta era invalsa l'uso di dire io ho imparato rubando con gli occhi, che è la peggior cosa che uno possa fare, perché devo rubare con gli occhi quello che invece tu dovresti insegnarmi a fare. Questo per fortuna non succede più. È vero. Confermo quello che sta dicendo, perché le cose sono cambiate. Ecco, questi direttori sono veramente con una sensibilità anche verso i collaboratori che hanno, che è una cosa veramente bellissima, tanto è vero che fate squadra, non c'è niente da fare. Là si vede veramente la squadra. Nelle sale operatorie, ma anche nelle sale dove sono le degenze, si vede la squadra che lavora dal primo all'ultimo, per tutta una squadra, compreso l'infermiere. C'è una squadra che supporta questo, certo. È un lavoro importantissimo. Cioè io senza l'infermiere, senza... esatto, non si va da nessuna parte. L'anestesista, il radiologo, ma senza l'infermiere da solo è fondamentale, assolutamente. Allora salutiamo il dottor Roberto Zanatta e facciamo entrare il dottor Jacopo Del Verme, che è specialista in neurochirurgia vertebrale all'ospedale Canfoncello di Treviso, e andiamo a vedere queste immagini che le commentiamo intanto col dottor Staffa di neurochirurgia, angiografia, robot e oncologia. Andiamo a vedere e commentiamo. Prego, dottor Staffa, commentiamo queste immagini. Allora, sono le immagini di circa 3 anni fa, prima del Covid, quando è stato inaugurato il nuovo angiografo biplano nel nostro reparto. Questo è il nostro reparto durante la visita del presidente Zaia, il nostro primario, il dottor Di Paola. Si tratta di un'apparecchiatura all'avanguardia, si tratta di un'apparecchiatura intesa come parte, come un mezzo di lavoro di un'equipe super specializzata che è in grado di offrire la possibilità di interventi neurovascolari, intracranici e spinali di alto livello. E si tratta di investimenti importanti che però hanno accanto anche la competenza dovuta, perché le macchine non vanno da sole, quelle macchine molto costose, molto complesse, le persone hanno bisogno dei medici che
guidino queste macchine. Per cui da questo punto di vista, e qui mi allaccio al discorso che ha fatto prima il dottor Zanata, queste apparecchiature hanno bisogno di personale e non basta la tecnologia, bisogna sempre associare la parte umana, la competenza professionale. Allora, dottor Del Verme, è vero quello che dice il dottor Staffa, tanto è vero che io vi ho invitato per far capire sì la macchina, sì il robot, ma ci vuole la figura umana, la persona che diriga questa meravigliosa tecnologia, che è una cosa da ultimissima generazione, però io sono convinta che i giovani sono abituati, imparano presto, se tu gli insegni loro capiscono spesso, specialmente poi se c'è la passione, perché ci vuole anche la passione in questo lavoro, o sbaglio, dottor Del Verme? Assolutamente, con i ritmi e con la pressione a cui siamo sottoposti, come diceva prima il dottor Staffa, senza passione non si va da nessuna parte, nel senso che ci vuole per andare avanti, per fare sempre qualcosa in più, ma ci vuole anche per poi avere la curiosità di andare a imparare qualcosa di nuovo o la disponibilità a dedicare molto tempo a imparare quello che poi ci servirà nella professione. Però, ripeto, come diceva il mio collega prima, i giovani sono molto ben orientati su questa strada, almeno quelli con cui siamo a contatto noi senza dubbio sono assolutamente pronti a sacrificarsi, perché ci vuole sacrificio, perché di quello parliamo, per imparare e poi diventare quello che diventeranno, ognuno farà la sua strada. Allora, io ho avuto diversi campioni paralimpici e qualcuno di loro ha detto, sai Mirella, ho detto, cosa vorresti dire? Ecco, che appello vorresti fare? Ecco, che quando ci dicono che non riusciremo più a camminare, a essere come prima, di essere un po' più umani, perché delle volte ci troviamo ad affrontare questa realtà in maniera sbagliata. Non tutti hanno questa sensibilità. Ecco, questa sensibilità che dovrebbe esserci nel momento che tu vai a dire a questo ragazzo 18enne, 20enne che non riuscirà più a camminare, che non sarà più come prima. La sensibilità che io invece vedo in tantissimi medici, però ho sentito questa diciamo, preoccupazione anche da parte di genitori che poi si ritrovano a gestire questa storia. Ecco, saper comunicare, dottor Del Verme, quanto importante è. Non è cosa semplice anche per voi? Non è assolutamente cosa semplice. Noi che facciamo i chirurghi siamo sempre esposti a questa problematica della comunicazione, sia prima dell'intervento sia dopo l'intervento, e anche comunicare in casi di emergenze, urgenze, quale può essere la prognosi o quale può essere poi quello che ci si aspetta da quella situazione con cui ci siamo trovati, che ci troviamo ad affrontare. Questo purtroppo, per quanto si possa assistere, parlo per me, per quella che è stata la mia crescita, si possa assistere al maestro, al collega anziano di turno che comunica, poi dopo è solo l'esperienza fatta sulla propria pelle. Io mi ricordo ancora personalmente la prima volta in cui ho dovuto dare una brutta notizia, pessima, a una persona. Da lì si impara poi a trovare quali sono le sfumature nel linguaggio da usare e anche a cercare di capire la reazione che sta avendo la persona che si ha di fronte e tarare il proprio linguaggio o il proprio modo di porsi sulla reazione, perché in quel momento la persona debole è quella che hai di fronte e quindi non a tutti ci si può parlare nella stessa maniera, sia come linguaggio, come termini, sia come sensibilità o aggressività nella comunicazione. Perché è diventato neurochirurgo? Questa è stata la passione. Io ho avuto, mi ricordo il primario di cardiologia che ha detto, io a 6 anni sapevo che avevi fatto quel mestiere e l'ho fatto. Lei questa passione quando ha sentito che bussava? A 6 anni sapevo di dover fare il medico e di fare il chirurgo. I 6 anni famosi, sì, allora? Più o meno. Comunque almeno i miei genitori questo mi raccontano, insomma io medicina non ho mai avuto alternative nella mia testa, per cui questa l'ho presa. La neurochirurgia è stata poi una cosa che ho incontrato sulla strada e sicuramente
la persona con cui ho iniziato a fare il neurochirurgo, insomma ancora a Padova, perché la scuola di specializzazione l'ho fatta a Padova, sicuramente è stato responsabile di farmi appassionare alla materia, e quindi da lì in poi ho proseguito. Ecco, difficile conoscere la neurochirurgia già da subito, che è una disciplina molto, diciamo, ultra specialistica, per cui si fa fatica a pensare che uno già sappia, però sulla medicina ero sempre... C'è un qualcosa medicina che e poi indirizza, la avete capito stato... perché i giovani hanno le idee chiare, basta ascoltarli. Sa, dottor Staffa, che io ho letto un biglietto che ha portato una mia ospite che aveva fatto un test ai ragazzi dove veniva chiesto cos'è che vorresti, qualsiasi cosa, in questo momento, cosa vorresti? Indovini cosa hanno scritto quasi tutti? Ascolto. Chi avrebbe mai immaginato che questi ragazzi potevano chiedere qualsiasi cosa, la parola che usciva non da uno, da tantissimi, era ascolto. Quanto importante è ascoltare, dottor Staffa? Guardi Mirella, mi ha fatto venire in mente una delle definizioni più semplici, ma secondo me più significative dell'amore. L'amore è attenzione, ed è la definizione di Susanna Tamaro. Allora, se l'amore è attenzione, l'attenzione è soprattutto ascolto. Allora loro hanno detto abbiamo bisogno di ascolto, bisogna tradurre abbiamo bisogno di amore. Con tutto quello che poi dopo questo comporta, perché comporta responsabilità verso il loro futuro, da genitore a figlio, comporta impegno per la loro formazione, da maestro ad alunno, comporta di nuovo responsabilità per il contesto dove vivono, da politico a cittadino giovane. Sono tutte forme di amore. Di nuovo stiamo parlando di una parola quasi desueta o comunque molto deformata, molto abusata, però sostanzialmente sono tutte quelle forme di comunicazione che portano tutti noi a esprimere noi stessi. Abbiamo Giusy in linea, prego Giusy. Ciao Mirella, buongiorno. Ciao. Ai tuoi illustri ospiti. Mi sembra, Mirella, che una volta c'era che quando ci sono quelle liste d'attesa lunghe così, si poteva andare a farsi la visita all'ospedale dove c'era il medico senza anche pagare il ticket. Mi sembra, sai, non so se ci sia anche adesso, quando ci sono le liste d'attesa lunghissime puoi andare intramenia, penso, ma quelli intramenia prendono soldi, ma c'erano dei medici che potevano essere al posto del medico, insomma quello che doveva visitarti normalmente con la mutua. Vi ringrazio. Fortunatamente tocca a ferro, io fino adesso non ho avuto di questi problemi, sono fortunata, super fortunata al momento. Chi risponde alla nostra Giusy? Oddio, in questo momento non mi risulta che ci sia una metodica, una scorciatoia del genere. Le impegnative vengono così redatte dal medico di medicina generale con una priorità e la priorità viene rispettata dall'unità operativa erogante, diciamo, quindi quella che dà il servizio, e nei tempi previsti, insomma. Poi per quanto riguarda le liste d'attesa per gli interventi, quelle vengono gestite dall'unità operativa, dalla neurochirurgia, dalla cardiochirurgia, dalla chirurgia generale, in base a qual è il volume interno ad ogni disciplina, però non mi risulta che ci siano possibilità di essere visti da altre persone, anche perché se è una visita specialistica lo specialista deve vedere. Allora andiamo a vedere anche questo caso purtroppo che è successo a Padova, un altro anche un giornalista che conosciamo, il caso Pangrazio, andiamo a sentire e poi cominciamo a capire cosa forse è successo, se si può. Andiamo a vedere. Non si ferma l'indagine aperta dalla Procura di Padova sulla morte di Angelo Pangrazio, giornalista della Rai del Veneto. Pangrazio si è spento all'età di 65 anni il giorno di Natale a Padova dopo un intervento al cuore eseguito dall'equipe del centro Gallucci. Proprio le aziende ospedaliere e i carabinieri del NAS hanno chiesto la documentazione relativa al ricovero di Pangrazio su mandato dell'autorità giudiziaria. A gennaio la compagna del giornalista aveva presentato un esposto integrato nei giorni scorsi
Forsi, dalla relazione di un medico legale di parte in cui si sollevano dubbi sulla presenza di batteri nella struttura ospedaliera e sulla preservazione degli ambienti interni. Angelo Pangrazio sarebbe morto per uno shock settico fulminante che deriverebbe da un batterio contratto forse in ospedale. Allora, dottor Staffa, come commenta? Guardi, non so come commentare perché non conosco i dettagli e sarebbe non corretto parlare di una faccenda di cui mancano, cioè perlomeno a me mancano i dettagli, però torniamo al discorso della nostra conversazione di prima. Fare questo mestiere è molto complesso perché non è soltanto fatto di linee guida, di regole da seguire, di A porta a B, porta a C, risultato corretto dopo procedura corretta. Questo è un mestiere introdotto in un sistema molto complesso. Infatti si parla di sistema sanitario. Un sistema è quell'insieme di persone, di procedure, di meccanismi che permette alla popolazione un certo livello, possibilmente alto, di benessere. Casi del genere sono successi, succedono e non possono non succedere perché il sistema sanità non può essere perfetto. Quello che mi sento di dire è che tutto quello che in questo momento noi siamo in grado di offrire viene fatto sotto pressione molto importante perché i pazienti sono tanti, i medici sono pochi, il contesto attuale sociale non è favorevole, per cui non voglio giustificare l'errore, ma voglio dire che non può non succedere ed è bene che le persone sappiano che l'ospedale è un luogo dove si può avere la cura, ma l'incidente può succedere. Allora, questo era molto importante, che ha detto, dottore, devo interrompere perché c'è una telefonata, se no cade la linea. Lucia da Treviso, velocissima. Lucia, sono in chiusura. Sì, buongiorno Mirella e buongiorno anche ai medici. Io volevo dire, sono stata operata 6 mesi, 7 anzi, a Treviso, la rottura del piatto tibiale. Ecco. Adesso l'intervento lì va tutto bene, però ci vorrebbero qui a Treviso degli istituti di riabilitazione, non c'è nessuno, non sapevano dove mandarti una volta uscita dall'ospedale. Poi io mi sono fatta 5 mesi in pratica a Venezia, a San Camillo, non so, forse se conosce la struttura, che è un... Ecco, quindi è inutile operare, se poi adesso io sono zoppa ancora dopo 6 mesi, perché sono qui a casa da sola e quindi cosa vuole? Operano bene tutto quanto e poi mancano le strutture. Guarda Lucia, l'abbiamo detto prima, come questo conforta le parole che diciamo, che dobbiamo veramente intervenire di più con queste veramente strutture che servono, ecco, che parliamo di riabilitazione. Come commenta, dottor Del Verme, ecco, questa telefonata? Ne abbiamo parlato prima, ecco, per cui sottoscrivo pienamente quello che è stato detto prima. Ma è una problematica. L'asticella, dottor Del Verme, l'alziamo o no? È una problematica istituzionale. Come diceva il dottor Zanatta, forse una soluzione è quella di, siccome la medicina, la chirurgia si stanno ultra specializzando e all'interno di ogni disciplina chirurgica poi ci sono le sottospecialità, forse creare dei percorsi o delle equip che trattano solamente una parte in modo tale che al paziente venga offerto dalla A alla Z per quella patologia, forse è opinione mia, ecco, può aiutare a snellire e a far trovare alla persona che ha la frattura della gamba un percorso già oliato e già ricco di persone, di figure specialistiche per quella patologia. Adesso non voglio dire la gamba, la tibia, chi fa solo tibia, chi fa solo perone e quant'altro, però forse così si perdono nelle maglie di istituzioni molto grandi come sono gli ospedali, perché
tutti devono magari seguire un po' tutto. Potrebbe essere un'opzione quello di creare delle unità specialistiche, ultra specialistiche, che seguono un filone più o meno ampio. Sono perfettamente d'accordo e forse ci arriveremo. Ecco, solleciteremo anche i direttori generali, visto che li ho ospiti, di queste richieste che vengono fatte, visto che si parla di cittadelle della salute, cerchiamo di intervenire nella maniera giusta, con le giuste cose. Allora io ringrazio i miei ospiti, il dottor Altin Staffa, specialista in neuroradiologia vertebrale, il dottor Jacopo Del Verme, specialista in neurochirurgia vertebrale ospedale sempre di Canfoncello, e il dottor Roberto Gianatta, anche lui specialista di neurochirurgia vertebrale sempre del Canfoncello. Grazie, buon lavoro, la posta di Mirella. तुम्ही ब्रिज जरा ब्रिज जरा तुम्ही काही काढा हां गेरे मार मार ഗ്യാപ്പിനെ തെക്ക് കൊണ്ടുപോകും